Buongiorno e ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 26 giugno, due ospiti in questa mattinata, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Panteca dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 in compagnia della senatrice del Partito Democratico Tatiana Rojc. Andiamo a leggere la pagina meteo, poi la prima pagina del Corriere della Sera, quindi andremo a vedere il piccolo. Per oggi, come scrive il sito dell'Osmer, sul nord Italia fluiscono correnti settentrionali che mantengono un'atmosfera secca e stabile. Domani il passaggio di aria più fresca e umida a nord delle Alpi richiamerà sulla regione correnti occidentali che porteranno una fase temporanea di instabilità. Per oggi, lunedì 26, su pianure e costa, cielo in prevalenza sereno, sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso e variabile al pomeriggio, venti e regime di brezza, 19-22 gradi le minime, 26-29 gradi le temperature massime previste per oggi. Per domani invece nuvolosità variabile con rovesci o temporali sparsi, più probabili a est e in montagna, verso sera soffierà bora moderata sulla costa, così come sulle zone orientali. Per domani 20-23 gradi le minime previste, 26-28 gradi le temperature massime. Per avere un po' il dettaglio della settimana, dal sito dell'Osmer apprendiamo come domani sia la giornata dove si potrebbero verificare maggiori condizioni di cielo nuvoloso con possibili temporali sparsi nel Friuli Venezia e Giulia e quindi instabilità atmosferica. Già da mercoledì però ritornerà il bel tempo con un cielo soleggiato fondamentalmente in tutta la regione. Andiamo a leggere i titoli del Corriere della Sera a pieno schermo. Il giallo sul capo degli insorti russi, perse le tracce di Prigozhin dopo il blitz, vacilla l'impero di Putin, Pechino dice sostegno a Mosca. La guerra, gli Stati Uniti conoscevano il piano in anticipo, anche il Cremlino sapeva, ma l'armata non ha bloccato la marcia. Qui ancora le foto e i commenti, ancora bombe, l'Italia resta con l'Ucraina, dice il ministro Crosetto, la foto di un giovane di Rostov che sorride e scatta un selfie con Prigozhin in testa ai miliziani della Wagner in ritirata dalla città occupata, e questa foto la ritroveremo anche tra poco andando a vedere la prima pagina del piccolo di oggi. Trovati soldi e lingotti, 43 milioni nel covo della Wagner, poi i generali dello zar sono in bilico, i bersagli della rivolta, il dissidente è il momento della forza. Questi titoli attorno al tema centrale, quello della guerra fra Russia e Ucraina. Ora serve un'idea per la pace, scrive Paolo Mieli, nell'invasione russa, con un richiamo alla pace che sentiamo già da tanto tempo ma che non si sta verificando. Ero Mani e occhi di nonno Camilleri, racconto di Felice Cavallaro, alla pagina 23, il mondiale di MotoGP, Bagnaia Bezzecchi e doppietta Ducati con la vittoria della scuderia italiana, a pagina 35 tutto l'approfondimento sul Gran Premio di moto. Meloni, il bilancio tra promesse e fatti nel servizio di Dataroom di Milena Gavanelli e Simona Ravizza. Grecia, Mitsotakis stravince alle urne, i conservatori trionfano su Syriza, la pagina 16, le elezioni in Grecia. L'Angelus, la mail delle legale, ricordi Emanuela, il Papa sul caso Orlandi, vicino alla famiglia. Vicinanza per il dolore dei familiari di Emanuela Orlandi, il Papa durante l'Angelus ha ricordato la quindicenne scomparsa 40 anni fa, raccogliendo così l'invito dell'avvocato della famiglia Orlandi che con un mail aveva anticipato la presenza in Vaticano di amici con striscioni. In Ecuador finti poliziotti rapiscono uno chef italiano, la pista dei soldi, lo chef Panfilo Colonico rapito in Ecuador. Qui è la pista dei soldi e degli affari dietro a questo rapimento come possibile causa. Poi compiti per le vacanze, scrive Alessandro Davenia nel titolo di chiusura della prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo al piccolo, la stessa foto come vedete, l'esilio di Prigozhin, non so dove va l'accento, con la foto che abbiamo visto poco fa nella prima pagina del Corriere della Sera, e quindi fatto perdere le tracce lo stesso capo della Wagner. Ponte fra est e ovest, Trieste capitale dei cattolici nel prossimo anno, il 2024, la settimana sociale si terrà per la prima volta nel capoluogo regionale, tra un anno in migliaia in città per conferenze e laboratori.
Parteciperà anche Papa Francesco in presenza o in video, questo è da definire, ma ci sarà un suo messaggio per questo evento di Capitale dei Cattolici nel 2024. Gli altri argomenti del governo: il ministro e le sue società Santanchè giovedì in Parlamento, dopo il pressing dell'opposizione, riferirà in aula circa la sua posizione e le attuali polemiche attorno alle sue attività. I grandi eventi spingono il turismo, luglio da sold out a Trieste, alle pagine 18 e 19, con tanti turisti è un luglio che si prospetta da record. La ciclista ferita, conducente del bus indagato per fuga, accadde qualche giorno fa nella zona di Viale Miramare. A pagina 21 Giampaolo Sarti ci racconta meglio l'accaduto. Il negozio Bombacigno compie 85 anni, simbolo di via Mazzini. Il negozio con qua in foto Gianvito Canova e le sue collaboratrici compie 85 anni. Bancomat a Prosecco, secco no delle poste, sale la protesta. In questo caso è Ugo Salvini che ci racconta cosa accade a Prosecco con il diniego di uno sportello Bancomat, ma anche la protesta da parte dei residenti della zona. Basket, si cambia, via Legovic in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore. Le azzurre ai mondiali senza Sara Gama, non è stata convocata dalla commissaria tecnica della nazionale, la triestina, capitana della nazionale e della Juventus femminile, Sara Gama, che ha dichiarato tutta la sua amarezza per questa mancata convocazione, pur rispettando le scelte dell'allenatrice della nazionale femminile azzurra. La Russia nel caos, questo scrive il Piccolo nelle prime pagine, il golpe dei misteri. I miliziani si ritirano ma non si sa dove sia Prigozhin e che cosa ha ottenuto. La CIA dice Putin sapeva da giorni dei suoi piani, i vertici della difesa in bilico. Le ipotesi dopo il dietro front, sconfitto e poi esiliato in Bielorussia. Una delle ipotesi al momento più accreditate è che il generale Yevgeny Prigozhin abbia lasciato la Russia per rifugiarsi in Bielorussia, evitando in questo modo di finire sotto processo. Anche una messa in scena per stanare i traditori russi. Prende piede anche l'ipotesi che il tentato golpe non sia stato altro che una messa in scena orchestrata ad hoc per testare la fedeltà dell'apparato nei confronti di Putin e scovare eventuali traditori. Un'altra delle teorie che circolano sul perché il cuoco di Putin, Prigozhin, si sia deciso a fermare l'avanzata verso Mosca è che sia stato pagato da soggetti riconducibili allo Stato russo. E poi un'ulteriore possibilità è che Prigozhin abbia trattato lo stop all'offensiva col presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che gli avrebbe assicurato la possibilità di evitare il processo in Russia. Questi gli scenari aperti, magari ce ne sono altri ma non sono noti, sulle ipotesi dopo il dietro front da parte della milizia mercenaria Wagner e Prigozhin in primo piano. Shigov e Gerasimov nel mirino potrebbero essere sostituiti a giorni. Alexander Dyumin è adesso il favorito a succedere al capo della difesa per quanto accaduto in Russia, con la mancata posizione immediata da parte dei vertici che hanno fatto arrabbiare Putin. Il paese è debole, il leader vacilla, ma non siamo in guerra col Cremlino, dice Antonio Tajani, il ministro degli esteri. Non interferiamo nella vita politica russa, pensiamo a Kiev. La guerra non conviene a nessuno e Pechino è fondamentale per far desistere la stessa Mosca. Qui c'è un'intervista proprio a Tajani: l'Italia è esclusa dall'unità di crisi voluta da Biden, per gli Stati Uniti siamo fondamentali per tenere unito il fronte europeo. Non è il momento per l'ingresso di Kiev nella NATO, oggi la priorità è arrivare alla pace, ha detto Tajani. Il generale Dannat minaccia sul fianco nord, la Wagner si sposta in Bielorussia, Kiev, fermeremo il nemico. Le parole dal fronte. Il tesoro di Prigozhin, un furgone pieno di scatole imbottite di rubli, dollari, lingotti e polvere bianca. Li nascondeva nei suoi uffici, il frutto delle ruberie nelle forniture all'esercito e in Africa. La compagnia regolava tutto in contanti, i soldi arrivavano anche dalla fabbrica dei troll che ha fatto vincere Trump nel 2016. Gli affari del cuoco nascondono segreti indicibili, ma per questo Putin non l'ha fatto fuori, ma chiedeva sempre di più e si è giunti dunque allo scontro. I Baltici, NATO rafforzi il confine est
L'instabilità in Russia influenzerà inevitabilmente la sicurezza nazionale della Lituania, ma un fattore di ulteriore preoccupazione è rappresentato dalla presenza di Prigozhin in Bielorussia. Questo significa che i confini orientali della NATO devono essere inevitabilmente rafforzati. Il presidente della Lituania, Gitanas Nausėda, al termine della seduta del Comitato per la Sicurezza Nazionale con le principali cariche dello Stato e dell'esercito della Lituania, ha lanciato l'allarme. Nausėda ha sottolineato la necessità di rafforzare l'attività di intelligence nei confronti di Russia e Bielorussia e di aumentare i controlli individuali nei confronti dei cittadini russi e bielorussi. Il trasferimento di Prigozhin in Bielorussia nasconde qualcosa di differente da quanto dichiarato. La sovranità di Alexander Lukashenko a casa propria è limitata. Il tempo dirà perché l'ha fatto, chi c'era dietro e quale sarà il risultato finale, ha aggiunto il presidente della Commissione Esteri del Parlamento estone Marko Mihkelson sulla confine orientale. I tentacoli della Wagner, la compagnia non ha più un futuro in Russia, ma lo zar indebolito deve concederle nuovi spazi, così continuerà a devastare gli stati africani. Wagner in Africa, i paesi che avrebbero relazioni con il gruppo militare russo, l'Algeria, il Mali, la Libia, il Sudan, l'Eritrea, Burkina Faso, il Camerun, la Guinea Equatoriale, la Repubblica Centrafricana, lo Zimbabwe, il Mozambico, il Madagascar. In Africa questi sono i paesi sotto un'influenza o relazioni con il gruppo militare russo. Kiev, centrale nucleare a rischio, Budanov, il Cremlino pronto a far esplodere Zaporizhzhia. E attenzione speciale proprio su quel sito. Il retroscena, l'eterno teatro della tragedia russa e la trappola della rivolta in autostrada, il tentato colpo di Stato servirà allo zar per smascherare falsi amici, traditori e fiancheggiatori dei ribelli, scrive Domenico Quirico. A Putin manca un passato governo o un passato regime cui attribuire omissioni e nefandezze. Da un ventennio di fatti c'è solo lui. Il cuoco generale va a far quattro chiacchiere con gli amici del quartier generale sul Placido Don e nessuno spara un colpo. Qui foto e selfie per le strade di Rostov con i carri armati proprio della Wagner. Andiamo oltre la pubblicità per un altro gruppo di argomenti, quelli che ci riportano all'attualità. La fattoria di Orwell, non tutti sono uguali, scrive Roberto Weber. Stefano Pilotto, il professor Pilotto del MIB, scrive nessun golpe o un atto di protesta della Wagner contro Putin. L'analisi del docente specializzato in storia diplomatica internazionale. La politica, Movimento 5 Stelle, richiesta urgente di riferire in aula, ma Santanchè prova a prendere tempo, l'appuntamento dovrebbe essere fissato per giovedì. Idem all'attacco sui 2,7 milioni di fondi Covid, l'imbarazzo di Fratelli d'Italia. Nel mirino infatti la ministra del turismo Santanchè, che è finita al centro della bufera dopo l'inchiesta di Report sulle sue aziende. Come fa una ministra ad avere un debito milionario con lo Stato? L'aspettiamo in Parlamento, ha detto Eli Schlein, segretaria del Partito Democratico, che poi ha aggiunto: come fa a non rispondere sui dipendenti non pagati oppure licenziati senza il TFR? Questi i quesiti dell'opposizione. MES, il centrodestra punta al rinvio, il PD in aula il 30 per il fondo salva stati. Poi il leader leghista si rafforza dopo successi in Piemonte e in Veneto. Salvini guarda le europee, basta con l'Unione Europea dei banchieri, noi siamo orgogliosi di difendere i lavoratori e le lavoratrici, ha detto Salvini. Incidente in monopattino per Deborah Serracchiani a Lignano, si è procurato una distorsione al ginocchio. La deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani, responsabile giustizia dei Dem, nonché ex presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre stava guidando un monopattino nella località di Lignano Pineta, riportando una distorsione al ginocchio. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato. Come confermato dalla stessa onorevole, Serracchiani ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il cofano di un'auto parcheggiata. La deputata del PD è stata prontamente soccorsa e condotta al punto di primo intervento della località balneare per essere sottoposta a tutte le cure mediche necessarie. Cattolici da tutta Italia a Trieste nel 2024 per la settimana sociale tra il 3 e il 7 luglio, in migliaia in città per conferenze e decine di laboratori in piazza. Prevista anche la partecipazione di Papa Francesco in presenza o in video. Tra poco approfondiremo meglio questa notizia. Ora andiamo al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento di questa mattinata e della nottata appena trascorsa in compagnia del commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno.
Buongiorno Gugliotta e buongiorno a tutti in ascolto. Ci dica tutto. Diciamo come per quanto riguarda la nottata abbiamo avuto un po' di movimento, le nostre pattuglie hanno rilevato in totale 4 incidenti stradali, ci sono stati anche un paio con feriti, per fortuna niente di grave, comunque una serata abbastanza movimentata. Per il resto questa mattina il sole splende, la giornata è bella, speriamo bene. Non abbiamo particolari interventi in atto, dalle telecamere vedo che c'è poca gente in giro, ovviamente vista l'ora le scuole sono finite, Sì. Comunque abbiamo picchi abbastanza alti di traffico, ma questo lo noto già da diversi anni in giugno, non ho mai capito bene perché, c'è abbastanza movimento e il lavoro diciamo non ci manca. Non manca. Comunque in agenda non abbiamo nessuna manifestazione d'altro che potrebbe andare ad influire sulla condotta del traffico odierno. Niente, vi restituirei la linea, eventualmente se c'è qualcosa di particolare vi richiameremo. Grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Parimente a tutti voi e a tutti i nostri. Proseguiamo sempre dal piccolo con questa notizia dell'appuntamento del prossimo anno dei cattolici da parte che provenienti da tutta Italia a Trieste per la settimana sociale. Il pontefice e la kermesse sarà in presenza o collegato, la presenza più attesa alla 50ª edizione della settimana sociale a Trieste non potrà che essere Papa Francesco. Monsignor Trevisi è certo che la partecipazione del pontefice ci sarà, da capire se di persona a Trieste, collegato in diretta o con un messaggio video. Si punta a coinvolgere i giovani, uno degli obiettivi dell'evento è coinvolgere il più possibile i giovani, anche per questo, come spiegato dal Vescovo Trevisi, questa edizione ci vedrà in collaborazione con l'Università di Trieste che nel 2024 festeggerà i suoi 100 anni. Appuntamenti aperti e rivolti a tutti. La vera novità della prossima edizione della settimana sociale rispetto alle modalità adottate nei precedenti sarà l'organizzazione di tanti eventi nelle piazze, non solo dibattiti e conferenze ma anche laboratori di buone pratiche con associazioni e cooperative. Sarà la 50ª edizione dell'appuntamento promosso dalla CEI, in arrivo oltre 1500 delegati cui si sommeranno associazioni e cooperative da tutte le regioni. I temi scelti sono democrazia e partecipazione, analizzate da vari punti di vista e in diversi ambiti. Qui un vero crocevia di popoli e religioni che guarda al futuro. Il Vescovo Trevisi auspica la più ampia partecipazione non solo dei fedeli, ma della comunità. Libertà e democrazia non sono scontate, teniamole da conto e rafforziamole insieme, ha detto lo stesso Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, in questa articolo. Elisa Colonni spiega bene il senso dell'evento e anche l'enfasi data dallo stesso Vescovo. Andiamo alla pagina della sanità. I medici a Fedriga, ci aiuti a salvare la sanità pubblica. L'intersindacale contesta la gestione del sistema regionale, siamo sdegnati e preoccupati, no all'esternalizzazione dei servizi. Gimbe e la Sant'Anna di Pisa si collocano in una cornice di vergogna nazionale. Questa la presa di posizione. In Friuli Venezia Giulia l'ultimo posto per il recupero di screening oncologici. Leggiamo alcune di queste notizie proprio dall'articolo. I giudizi non proprio eccellenti espressi dalla Fondazione Gimbe e dalla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa sul servizio sanitario regionale, uniti alle criticità presenti non solo nei reparti ospedalieri, hanno scatenato una dura presa di posizione dell'intersindacale medica contro la gestione del sistema. Le sigle sindacali chiedono l'intervento dei politici e soprattutto del presidente della regione Massimiliano Fedriga per salvaguardare la sanità pubblica. Nel mirino sono finite le gestioni delle assunzioni, l'affidamento e le cooperative esterne di servizi di pronto soccorso e la chiusura di alcuni reparti per poter autorizzare le ferie estive ai dipendenti nel momento in cui le liste d'attesa sono tutt'altro che ridotte. Manifestiamo vivissimo sdegno e seria preoccupazione per la linea regionale e richiamiamo l'attenzione di amministratori, politici e cittadini utenti. Chiediamo un forte intervento del Presidente Fedriga a garanzia, tutela e salvaguardia del nostro sistema sanitario pubblico. Scrivono in una nota i segretari regionali Alberto Peratoner della AROI EMAC, Massimiliano Tosto della ANAO Assomed, Liana Fabi, Nicora Ventrella della CISL Medici e Stefano Bressan della UIL, preoccupati di veder consegnare sempre più pezzi del sistema sanitario regionale al comparto privato. La presa di posizione compatta nel sindacato
medico non si registrano distanze da parte della UIL, che generalmente fa quadrato solo con il Nursind. È arrivata dunque alla fine di una calda domenica di giugno, dopo aver analizzato la situazione e ritenuto di essere veramente alla frutta. Da una parte, scrivono nella nota, l'ARCS, l'Agenzia regionale di coordinamento della salute, non ottempera al ruolo di gestione dell'assunzione del personale, sdoganando procedure e percorsi non coordinati alle singole aziende. Dall'altra, la Direzione Centrale Salute dalla sera alla mattina manda a casa i precari e applica un inconcepibile blocco delle assunzioni all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Ma non è tutto, l'intersindacale medica se la prende con la regione perché incentiva e sostiene le esternalizzazioni selvagge e incontrollate di pronto soccorso, 118 punti di primo intervento e radiologie nelle aziende sanitarie Friuli Centrale e Friuli Occidentale. Il tutto in piena estate, con la necessità di far riposare il personale dirigente provato e demotivato con la riduzione di servizi e le chiusure di interi reparti in un momento delicatissimo per le liste d'attesa di interventi chirurgici e prestazioni specialistiche che presentano dei tempi biblici, problemi noti evidenziati negli ultimi monitoraggi da Gimbe e dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, risultati che, sempre secondo l'intersindacale medica, costituiscono una cornice di vergogna da cui la decisione di chiedere aiuto a Federica per tentare di invertire la rotta. Questa è la loro richiesta di attenzione costante sul tema sanitario. Appello al Presidente della Regione. Dalla terra cibo sociale per i bisognosi, l'orto urbana Basta Podgorica offre cibo alle persone socialmente svantaggiate, si trova in una foresta a Tolosi con alberi sempreverdi con più di 50 anni. Siamo all'ambiente e allo sviluppo. Noi ortadini, la rinascita materna e poi la partnership Italia-Spagna, stop ai rifiuti con le case biologiche. Dall'orto montenegrino ai bimbi architetti serbi, il concorso green dell'Unione Europea abbraccia le idee dell'Est Europa, lo spazio coltivato comunitario è risultato il progetto più votato dal pubblico. Qui diversi esempi virtuosi. La questione dei desaparecidos pesa nei rapporti Croazia-Serbia. Il premier Plenković ha incontrato il primo ministro Brnabić, ma non ha voluto vedere Vučić. Ancora alcune tensioni e screzi fra i rappresentanti dei paesi. L'aeroporto di Pola ha i conti in rosso. Pesa l'assenza di voli da Russia e Ucraina. Prima dell'invasione di Mosca vi erano ben 18 arrivi settimanali. Scarsa attenzione ai low cost, accuse di inerzia alla direzione. Questo è l'articolo sul turismo aeroportuale, in questo caso oltre confine. Einstein Telescope sarà un cacciatore di onde gravitazionali, candidatura italiana, dal più grande cannocchiale del mondo se ne parlerà nel convegno di INFN alla Marittima il 27 e il 28 giugno. L'apparecchiatura avrà la capacità di spingersi a ridosso quasi fino ai tempi del Big Bang che ha dato origine all'universo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato ufficialmente la proposta per ospitarlo in Sardegna, con l'Italia che dunque si candida alla guida di questo nuova frontiera dell'esplorazione dell'universo. Oltre il giardino, l'uomo che controlla l'operatività degli acceleratori Elettra è fermi. In Teresino Francesco Tripaldi è un operatore della sala controllo di Elettra Sincrotrone. Dopo essersi diplomato all'Istituto Volta, ha lavorato per 15 anni in un'impresa di impianti elettrici. Dopodiché sono approdato in sincrotrone, dove lavoro come tecnico. La passione per le discipline tecnico-scientifiche c'è sempre stata. Fin da ragazzino ero appassionato di informatica e di elettronica. Nel tempo ho sviluppato interessi che ruotavano sempre attorno alla tecnica informatica, come la stampa 3D. Se guardiamo invece al termine tecnica in una visione più ampia, va detto che restauro anche Vespe. Questo è il racconto di quest'uomo che lavora come tecnico autodefinito all'interno di Elettra Sincrotrone. Report della Scelza per garantire un futuro sostenibile, in ritardo il piano ONU, al microscopio con Mauro Giacca, negli argomenti scientifici più recenti, ma quando siamo a metà percorso ben poco di quanto promesso nel 2015 si è realizzato
nel 2030. Nel complesso di Basovizza è attivo nella sala controllo per verificare il funzionamento delle due macchine. Ama il mare e il Carso, qui a Trieste non ci manca proprio niente, nel tempo libero restaura anche vespe, come riprendiamo ancora dall'impaginazione le parole, più che altro il racconto del tecnico dell'Elettra Sincrotrone. La pagina delle notizie di Trieste col turismo, i grandi eventi trainano un luglio da sold out, Fantasma dell'Opera a Rossetti e super concerti, prenotazioni online al 90%. Le immagini, gli idoli rock Trieste piena di visitatori, in quelle che sono le foto che adesso vedremo all'interno del piccolo. Intanto i titoli ci portano a capire come questo sarà un luglio del tutto esaurito. Per i Maneskin a metà mese al Rocco già venduti 21.000 biglietti, il 60% di chi ha comprato il biglietto arriva da fuori regione e dall'estero. L'ANCI di Federalberghi ha detto l'occupazione ad oggi è molto buona, ottime prospettive visti i biglietti ancora disponibili per i concerti sia dal vivo nelle piazze che le rappresentazioni teatrali come Fantasma dell'Opera. È l'appuntamento dell'anno, richiama il mondo in città, il debutto italiano del leggendario musical che sta veramente attirando tantissime persone proprio a Trieste per poterlo seguire. Nasce Vademecum Antitruffe per una vacanza senza sorprese. Il manuale di consigli messo a punto dalla polizia postale e da Airbnb. Qui intanto le foto dei Maneskin, il gruppo che suonerà verso metà luglio proprio a Trieste allo Stadio Rocco, e quindi un turismo che sta prendendo sempre di più la scena a Trieste. Le altre notizie: l'asilo va a Villaggi Consta, via la gara per i prefabbricati, il trasloco del plesso scolastico da via Veronese dove sono previsti lavori per 3,3 milioni di euro. Il comune investe 770.000 euro sui moduli, offerte attese entro martedì 11, pronti altri 260.000 euro per l'acquisto degli arredi con cui allestire le strutture. Partita da chiudere a fine settembre, la permanenza sarà biennale e quindi nel parco di Villaggi Consta i prefabbricati degli asili di via Veronese che troveranno lì collocazione scolastica provvisoria. La seduta d'aula a Porto Vecchio, oggi l'addio a Green Sesam, oggi pomeriggio Consiglio Comunale convocato per discutere il dossier Green Sesam, ovvero l'accordo consensuale col quale Municipio e Antonio Maneschi hanno deciso di chiudere la disputa pluriennale sulla concessione dei 5 magazzini all'inizio di Porto Vecchio, subito dopo il Molo Quarto, all'altezza di largo Città di Santos. La delibera sarà firmata dagli assessori Bertoli e Lodi. Scattano i divieti per il circo in piazza Puglie per consentire lo svolgimento dello spettacolo circense Circo di Vienna, in programma dal 30 giugno al 16 luglio. In piazza delle Puglie sono stati disposti provvedimenti di viabilità. Oggi dalle 7 alle 24 di lunedì 17 luglio 2023 e comunque fino a cessata necessità, istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente il divieto proprio in piazzale delle Puglie. Altri titoli in questa pagina: Galleria Foraggi, ancora 3 settimane, nuovo termine domenica 16 di luglio, ennesimo aggiornamento della data di riapertura, mancano sempre 2 quadri elettrici e la certificazione che l'appaltatore deve al comune. Leggiamo invece nell'articolo di fianco: Giacomelli, Matteone, gran lavoro e sindacati, con lei poco dialogo. Il leader locale dei Fratelli d'Italia elogia l'impegno della deputata uscita dalla giunta, critiche da CISL e UGL, da questo cambio ci attendiamo dei miglioramenti. L'ex assessore Matteoni dunque ha ricevuto l'applauso da parte del suo partito e le critiche da parte dei sindacati. Ciclista ferita in Viale Miramare, autista del bus indagato per fuga, inchiesta a carico del conducente della 36 dopo l'incidente. L'avvocato parla di caso sconcertante. L'autista della 36 coinvolto nell'incidente di Viale Miramare, dove era rimasta gravemente ferita una turista austriaca di 52 anni che percorreva la pista ciclabile in bici, è indagato per fuga. Al conducente è stata anche ritirata la patente. Da quanto risulta era stato proprio lui, l'autista, a chiamare il centro radio della Trieste Trasporti. Ci sono dunque vari punti da chiarire su quanto avvenuto, oltre alla presunta responsabilità del conducente, un quarantenne, su cui ora è stata aperta l'inchiesta. La dinamica innanzitutto è al vaglio
dell'approfondimento. L'incidente si è verificato lunedì scorso, la ciclista stava passando assieme al marito sulla pista ciclabile in direzione Barcola, sul rettilineo, poco prima della curva che porta al cavalcavia ha urtato con il manubrio un palo segnaletico che si trova sul marciapiede ed è finita a terra, forse sbattendo la schiena sul cordolo proprio della marciapiede. In quel momento stava transitando la 36, non è stato appurato se la ciclista ha anche colpito il bus, ma il conducente si è accorto che la persona era a terra e dopo la successiva curva ha costeggiato alla fermata per contattare il centro radio. La donna è stata soccorsa dal 118, sul posto sono intervenute la pattuglia della locale e l'ambulanza, come ho detto. Poi la sorpresa, l'indagine a carico dell'autista per una presunta fuga. Sono sconcertato dal provvedimento che coinvolge un autista della condotta ineccepibile, dichiara illegale che difende il dipendente della Trieste Trasporti, l'avvocato William Crivellari. Per quanto non c'entrasse nulla con la caduta della ciclista, dopo averla vista a terra dallo specchietto retrovisore, alla prima fermata ha chiamato il centro radio e un controllore, proprio a seguito della sua chiamata, è giunto sul posto e ha allertato la polizia locale. Il ritiro della patente ha dell'incredibile, andando a sanzionare la condotta di un conducente che dopo aver arrestato il mezzo in sicurezza ha fatto più di ciò che giuridicamente avrebbe dovuto fare, posto che la caduta non aveva alcuna attinenza con la sua condotta di guida. Sanzionato per aver fatto più del suo dovere, tutto ciò è inammissibile. Confido che questa vicenda kafkiana possa chiudersi, conclude l'avvocato, e che la prefettura restituisca la patente all'autista, consentendogli di riprendere a lavorare. In caso contrario faremo ricorso al giudice. Questo è l'articolo del caso della donna ferita e dell'accusa all'autista indagato per fuga. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco, leggeremo altre notizie all'interno del Piccolo. Proseguiamo con il Piccolo, come abbiamo visto già in precedenza, fra le notizie della cronaca, gli 85 anni di Bombacigno, testimone della parabola della città e di via Mazzini. Nell'estate del 1938 il capostipite Vito iniziò la sua sfida, rilanciata in seguito dalla figlia Betty e dal nipote Gianvito. E qui proprio in foto Gianvito Canova con le sue collaboratrici, lo vediamo all'interno della pagina dove Laura Tonero ha raccontato la vita del negozio, gli episodi e un po' anche come è cambiato poi il lavoro nei decenni. Dai campioni pionieri agli stage nelle scuole, la Pino Culot ne fa 70, anniversario tondo per il sodalizio pugilistico che porta il nome del fondatore e continua oggi sotto la guida del maestro Crapez, anche in questo caso un altro anniversario. No di poste al bancomat in Borgo e a Prosecco risale la protesta. La frazione dell'Altipiano ha corto dei servizi, ne reclama di nuovi. L'azienda, ce ne sono già altri vicini fra Opicina, Viale Miramare e Roiano. La circoscrizione ha detto che quegli sportelli sono ben più lontani di quanto da voi indicato. Botta e risposta fra l'azienda, le poste e la circoscrizione che ha preso in carico la protesta dei residenti. Screening cardiologici, il bilancio dell'iniziativa mercoledì ad Aurisina e poi in partenza l'Aurisina Cup nel ricordo di Miorin a Visogliano. Cuochi, camerieri e tecnici, lo IAL di Porto San Rocco sforna 40 nuovi diplomati. L'esito delle prove d'esame nelle sale e nelle cucine muggesane, i racconti di Tiziano e Gabriel, reduci da 2 stage stellati. Questo dal Piccolo oggi con i nuovi chef pronti a entrare in servizio nelle varie realtà che chiederanno la loro competenza. Tact Festival Art Pride a Servola, una parata per i 10 anni, Art Pride a Servola, ieri si è tenuta una parata artistica per festeggiare i 10 anni del Tact Festival, protagonista il rocambolesco ensemble di musicisti di Banda Storta e le marionette giganti di Brain Solce, un viaggio dall'ex cinema di Servola fino al giardino Antolovic di via Carpineto. Memorie nelle marmo nel racconto di Bellocchi a Palazzo Gopcevic e poi educare attraverso gli animali con la zooantropologia.
nel spazio proprio dedicato agli animali. Musica, Suor Angelica di Puccini, l'associazione Catullo, qui in foto richiamata, il Nord Adriatico Magazine sul Delfino Verde. Per l'informazione, la motonave Delfino Verde ha fatto da sfondo la presentazione dell'ultimo numero della rivista Nord Adriatico Magazine nel corso di mini crocier della durata di circa mezz'ora, un'ora e mezza anzi, con visita sul Golfo di Trieste. Il direttore Silvio Maranzana ha illustrato i contenuti dell'ultimo numero. Dario Tedeschi, presidente dell'associazione Aldebrand, ha parlato sui servizi di cabotaggio nel Golfo di Trieste. Sono intervenuti Bianca Jurcic ed Enrico Samer. Ha presentato l'evento il giornalista Francesco Cardella. Qui la foto di Francesco Bruni, l'album della quinta B del Da Vinci che fa 60 anni, per andare poi alla terza D del Liceo Dante a 50 anni dalla maturità. La cultura, editori di Trieste, addio stampatori e librai della morsa della crisi. La storica Lint ha definitivamente chiuso, prima è toccato alla Beit e presto anche alla MGS Press che abbandonerà dunque il servizio. Chi resiste denuncia, mancano iniziative promozionali dal Comune e dalla Regione. Qui l'articolo di Paolo Marcolin che fa il punto sull'editoria locale in crisi. Maria Callas, tra tifoserie e rancori, le ombre della donna e dell'icona, con la biografia. L'ensemble Mark Rothko interpreta in 2 album Weigl e Castelnuovo Tedesco. Qui la foto dell'ensemble Mark con la foto. Il Tact Festival a Valmaura ospita la banda Berimbau e i comizi d'amore. Quartetto di flauti di Zagabria e in the City tra Ittis e Sartorio, con le esibizioni musicali. I Music Boutique Star in Streaming con Smooth Operator. Qui la band, il triestino Franz Contadini e Ariella Perentin nella loro esibizione musicale. Per quanto concerne lo sport, si separano le strade fra Trieste e coach Legovic. Cerchiamo un coach con lunga esperienza e dunque i preparativi per un nuovo approdo di un allenatore a Trieste per il mondo del basket. Marco Legovic non è più l'allenatore della Pallacanestro Trieste. La giornata della verità, quella della comunicazione definitiva della scelta del club su un'eventuale conferma del coach dell'ultima stagione, si apre con l'ufficializzazione del divorzio via comunicato stampa. Qui la foto dell'allenatore dell'ultima stagione, l'allenatore dell'ultima stagione con la nazionale Under 20. E qui è dunque l'ufficialità. Le ipotesi: Toto Panchina, Banchi aspetta l'Europa, la pista Repesa, il tecnico toscano sarebbe in corsa per club da coppe, il croato ex Pesaro vedrebbe con favore un approdo a Trieste, le voci anche su Menetti. Qui Jasmine Repesa, uno degli indiziati per essere il futuro allenatore della Pallacanestro Trieste. Triestina invece, andiamo al calcio, tra i pochi club ancora senza una guida tecnica dopo il colpo del Vicenza con Diana. Solo 5 squadre del girone non hanno scelto il mister, attesa per l'assetto e l'organigramma. Qui Aimo Diana, che è il nuovo allenatore del Vicenza. Ancora la Triestina non ha scelto la propria guida tecnica e si attendono novità anche dal fronte proprio societario, con la possibile acquisizione da parte di un gruppo statunitense di tutta o parte delle quote dell'Unione. L'Italia torna in corsa, battuta la Svizzera, finisce 3-2 il match di Cluj, gol di Pirola, Gnonto e Parisi. Ora nell'ultimo incontro bisognerà battere la Norvegia, gli europei Under 21. Qui Wilfried Gnonto che festeggia il gol del 2-0. La festa alla bardata al club di Sistiana con i tifosi è il momento di svago e lo vediamo dalla fotografia. Calciomercato, l'Inter mette nel mirino Morata, la Juve aspetta il sì di Rabiot. Saragama esclusa dai mondiali, clamorosa scelta della CT Bertolini, la giocatrice triestina, che amarezza. Non me l'aspettavo, accetto la scelta della commissaria tecnica nonostante l'amarezza di queste ore difficili per le modalità e i tempi con cui questa decisione mi è stata comunicata. Ferita nell'orgoglio
ma soprattutto nel cuore. Sara Gama, faro della Juve Woman, capitana della nazionale azzurra, è stata esclusa dai prossimi mondiali in programma tra un mese in Oceania, Australia e Nuova Zelanda, le nazioni che ospiteranno l'attesissima competizione. La CT azzurra, Milena Bertolini, tra le 32 calciatrici convocate prima della selezione ufficiale che si poi assottiglierà a 23 nomi, ha deciso di escludere a sorpresa Sara Gama, leader indiscussa della nazionale italiana. Le azzurre si ritroveranno a Brunico per svolgere oggi il primo allenamento. Sabato, 1 luglio, a Ferrara il test amichevole contro il Marocco. Il giorno dopo la partenza verso la Nuova Zelanda in vista del match d'esordio dei mondiali in programma il 24 luglio ad Auckland contro la nazionale argentina. Gama però non ci sarà, almeno da giocatrice, dopo essere stata preconvocata e aver svolto la preparazione fisica ricevuta al pari delle mie compagne. Ho appreso solo 3 giorni fa che non farò parte della rosa che partirà per il mondiale in Australia e Nuova Zelanda, ha scritto sabato 24 giugno la calciatrice proprio sul suo profilo Facebook, spiegando di avere grande rispetto dei ruoli e da professionista e di accettare le scelte della commissaria tecnica nonostante l'amarezza di queste ore difficili per le modalità e i tempi con cui questa decisione è stata comunicata. Sara ha poi intrapreso un viaggio nel passato azzurro, ho dato tutto nei 18 anni passati in nazionale, da quando ho indossato per la prima volta la casacca azzurra nel 2005 con l'Under 17 prima e dal 2006 con la nazionale maggiore. Passato da capitana a momenti di grande gioia con la vittoria dell'Europeo Under 19 nel 2008, il ritorno al mondiale dopo 20 anni nel 2019, questa storica seconda qualificazione consecutiva alla massima competizione. Non sono mancati però anche i momenti difficili che Sara Gama ripercorre in questo suo sfogo molto del sapore amaro. Il Muggia si affida a Potasso e Rebez diventa direttore generale, il tecnico riconfermato dopo la promozione, il direttore sportivo sale di grado, nuova sede e mercato, le nostre priorità per la prossima stagione nel calcio dilettantistico, in questo caso della prima categoria. Grattone e Costalunga, puntiamo ai playoff, il tecnico è stato riconfermato dalla dirigenza giallonera, Semani e Bonetti rimangono con noi, serve però un portiere. La Cormonese sceglie il tecnico Alex Peroni, i grigiorossi salutano Medeo Russo e si affidano all'ex Michele Trevisan, nominato nuovo direttore sportivo, questo nel calcio di promozione. Viaggio nelle società sportive triestine, al Pala Pickels di Opicino, 80 atleti del Polet per volare in azzurro con i Kokorovets, pattinaggio a rotelle, il club nato nel 67 presieduto dall'ex campione del mondo Samu, tra gli 8 allenatori il fratello Moimir. Qui le foto delle diverse esibizioni del Polet, che è un sodalizio sportivo che ha la grande caratteristica di riuscire a raccogliere a sé atleti di tutte le età, dalle piccole speranze alle veterane delle rotelle. In queste foto infatti è rappresentata l'essenza del club di Opicina condotto dal presidente Samo Kokorovets e i numeri, lo vedete, sono anche piuttosto elevati di persone che partecipano attivamente al successo del club. Metka, la maestra stella del inline, il ghiaccio il mio primo amore, nel curriculum 3 medaglie mondiali. La pallavolo, l'Eurovolley Under 13 sfiora il podio nel torneo di chiusura stagione, le giovani triestine si arrendono al Chions nella finale per la terza piazza. Il direttore Sparello, le ragazze sono cresciute molto sul piano tecnico ma anche caratteriale. Sempre pallavolo, Triestini e Esontini nelle selezioni del Friuli Venezia Giulia, da oggi in campo nel trofeo delle regioni. Qui l'Under 15 femminile pronta a scendere in campo. La pallavolo ancora altura per affrontare la Serie C, riparte dalla conferma di Jeroncic, il tecnico qui in fotografia. Poi con il triestino Zaneweir e Tamberi l'Italia domina gli europei a squadre. Nell'atletica leggera si sono distinti questi atleti. Poi sempre per l'atletica leggera, Domenis d'oro sui 100 ai tricolori allievi, secondi Viti nell'alto e il marciatore Coppola per i risultati dell'atletica leggera. Poi Bagnaia invece vince davanti a Bezzecchi nella MotoGP in Olanda, un fantastico Francesco Bagnaia vince il GP d'Olanda
Precedendo Marco Bezzecchi, il pilota della Ducati Lenovo, vince davanti al connazionale della Ducati VR46, allungando in vetta alla classifica piloti, 35 punti su Martin e 36 sull'amico rivale. Chiude il podio la KTM di Binder, seguita dalla Aprilia di Espargarò e dalla Ducati Pramac di Martin. Binder scatta alla grande portandosi davanti a tutti, seguito da Bagnaia e Bezzecchi nel terzo giro, mentre Quartararo e Zarco si mettono out a vicenda. Bagnaia infila proprio Binder, prende la testa della corsa e così è arrivato alla fine primo. New Black Panthers, un successo a Nettuno per il baseball. Saturnia, due tricolori, Doro Pullino e Timavo, il para rowing e di Frank nei campionati under 23 e 17. Le società regionali confermano uno stato di grazia, parla proprio dalla società le parole: che carattere il quattrosenza nel canottaggio, il doppio under 17 del Pullino e Osborne fortunati in questa fotografia. Girani e Di Martino davanti a tutti nel Baron Banfield riservato agli Optimis per la vela, l'impresa in Polonia per Luca Braidot che si prende il bronzo nell'Europeo X-Col. Evento Trieste Tuffi seconda nel trofeo delle Alpi e poi la pallanuoto Trieste Under 16 a caccia del titolo tricolore, semifinale nazionale maschile per i giovani della pallanuoto Trieste, proprio a caccia del titolo iridato. Queste le notizie sportive che ci consentono di arrivare a fine quotidiano. Come abbiamo visto dalle notizie della cronaca locale, il turismo traina intanto l'approfondimento delle prime pagine, ma non solo, perché ci sono i concerti, ci sono i lavori pubblici e c'è stata una proroga della galleria di Piazza Foraggi. Di Piazza è stato quasi di parola, aveva dichiarato che la Galleria Foraggi Montebello sarebbe stata riaperta nel giro di 2 settimane. L'Albo Pretorio ha pubblicato l'ennesima ordinanza numero 633 firmata dal responsabile della mobilità comunale Andrea De Waldestein, che si fissa invece alla mezzanotte di domenica 16 luglio la fatidica sentenza per la conclusione dei lavori. Le settimane sono 3 e non 2, anche se la dirigenza della struttura tecnico-amministrativa conta di farcela con uno sconto di 7 giorni atteso attorno al giorno 10. Per il resto non c'è molto da aggiungere, mancano i soliti 2 quadri elettrici e i documenti di certificazione che l'appaltatore Sannita SAC deve consegnare agli uffici comunali ad attestare la vittoriosa conclusione del cantiere, ragion per cui De Waldestein, che non cambia di una virgola il testo dell'ordinanza limitandosi ad aggiornare la data di fine lavori finora metodicamente disattesa, ribadisce la zuppa di divieti e limitazioni che riguardano veicoli e bus da ormai 1 anno e 2 mesi, in quanto la prima civica grida venne emessa nel maggio del 22, quando si pensava che l'intervento di riqualificazione sarebbe potuto durare 40 giorni. Come al solito l'area interessata dai provvedimenti è piuttosto vasta e anche se i cittadini ci hanno fatto l'abitudine e circumnavigano il foro tra Foraggi e via Salata, sarà opportuno riepilogare i siti coinvolti: via del Ronchetto, via Paesiello, via Zandonai, via Puccini, via Molino a Vento, largo Pestalozzi, via dell'Istria, via Gavardo, via Cancellieri, via del Destriero, piazza Garibaldi, strada di Fiume. Oltre al primo cittadino, anche la dirigenza tecnica conferma che i lavori sono terminati e che lo sgocciolio all'interno della galleria sarebbe stato risolto. La riapertura sarebbe in effetti questione di settimane. Resta il fatto che l'intervento è durato troppo a lungo, soprattutto con poca visibilità sulla tempistica. Va detto che l'amministrazione si è caricata un cantiere rinviato da troppi anni, la cui impopolarità era da mettere in preventivo. Questo l'articolo sulla galleria di Piazza Foraggi. Invece accanto leggiamo l'elogio da parte del segretario provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli nei confronti del lavoro di Niccolò Matteoni, che cede l'incarico di assessore e si concentra a quello di deputata, restando consigliera in comune. Devo ringraziare Niccolò Matteoni per lo splendido lavoro svolto in qualità di assessore all'educazione, così Claudio Giacomelli, segretario provinciale di Fratelli d'Italia di Trieste.
che commenta il passaggio di deleghe avvenuto in questi giorni in seguito alla decisione della deputata dei Fratelli d'Italia Matteoni di lasciare l'incarico di giunta per dedicarsi completamente agli impegni romani. La delega all'educazione della famiglia è stata quindi affidata all'assessore De Blasio, finora a capo della polizia locale e la sicurezza, delega questa che è stata ora attribuita a Caterina De Gavardo, finora consigliere comunale dei Fratelli d'Italia e presidente della seconda commissione, quella che si occupa di bilancio. De Gavardo fa quindi il suo ingresso da neo-assessore nella squadra del sindaco di Piazza. L'assessore De Blasio, ha continuato Giacomelli, saprà certamente portare avanti con la necessaria continuità le iniziative impostate da Matteoni. Auguro, ha concluso Giacomelli, buon lavoro al neo-assessore Caterina De Gavardo, che saprà dimostrare tutte le capacità in un assessorato complesso e importante come quello della sicurezza, capacità amministrative che ha già dimostrato nella gestione della Commissione Bilancio. Ma il fronte sindacale non nasconde la propria amarezza, dovuta ai non facili rapporti con la Giunta. Con Matteoni è mancato il dialogo, osserva Walter Giani, segretario provinciale della CISL Funzione Pubblica, in un recente sciopero che riguardava proprio il suo settore, l'area educazione, cui avevano aderito 469 addetti. Siamo stati chiamati dall'assessore alle risorse umane Avian e non da Matteoni. Scettico anche Ottorino Marchianò dell'UGL Autonomie. Matteoni si è spesso sottratta al confronto con i sindacati. Da questo cambio di deleghe ci aspettiamo un miglioramento in questo senso. Sono le parole del sindacato nei confronti del lavoro svolto sin qui dall'assessore uscente all'educazione. Come abbiamo visto anche per il discorso scolastico, a Villa Agi Consta ci saranno dei prefabbricati che ospiteranno il plesso scolastico di via Veronese, che dunque sarà lì trasferito. La stima è di un paio d'anni, pronti 260.000 euro per l'acquisto degli arredi con cui allestire le strutture. Il Comune investe 770.000 euro sui moduli, offerte attese entro martedì 11, per far sì che poi l'avvio dell'anno scolastico sia completo e operativo al 100%. Partita da chiudere a fine settembre, la permanenza sarà biennale. Contestualmente alla parte strutturale a cura dell'edilizia scolastica diretta da Luigi Fantini, entra in azione anche il servizio educazione pilotato da Manuela Salvadei, che ha il compito di acquistare, sempre mediante gara, gli arredi con cui garantire i prefabbricati, compresa l'IVA. Il municipio cerca di coinvogliare nel mercato oltre 260.000 euro, quindi sommando le due voci di spesa si può riassumere che sul trasloco da via Veronese a via Gessi il municipio investe oltre 1 milione di euro. Il progetto è delicato, come è agevole evincere dalla tenera età degli interessati e della conseguente necessità di organizzare al meglio la biennale permanenza dei piccoli. Spazi e mobilio adeguati, mensa, impianti in grado di fornire le temperature calibrate, parte del parco recintato allo scopo di dedicarla agli usi infantili. Il trasferimento si rende ampiamente necessario in quanto il compendio di via Veronese sarà sottoposto a un radicale recupero, sul quale il municipio ha puntato a 3,3 milioni di euro di lavori. L'intervento ha una doppia valenza, l'una di ovvio carattere didattico, l'altra di ordine storico-architettonico, poiché l'edificio venne progettato da Umberto Nordio negli anni 30 ed è uno dei più antichi istituti triestini destinati all'infanzia. Villa Agi Consta ospita nelle pertinenze alcune associazioni. Durante di Piazza Ter era stata inserita nell'elenco dei beni alienabili, ma in seguito a pressioni politiche era tornata alla base. Oggi trova una nuova missione che Giorgio Agi Consta non avrebbe probabilmente immaginato, scrive Massimo Greco nell'articolo del Piccolo, quella di ospitare delle scuole. Era una destinazione che lo stesso patrono della villa probabilmente non aveva immaginato. Noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo dunque per la rassegna stampa, ci vediamo tra poco in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. Bene, ben ritrovati nella diretta con Sveglia Trieste. Do il buongiorno e il benvenuto al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito, un buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi speriamo che sia una giornata proficua, no? Di scambio di informazioni, in modo che possa essere utile anche oggi alla comunità triestina e
e anche oltre. Sicuramente. Andiamo anche a salutare, se è già pronto, Gianluca Paladin, che questa mattina si occupa di un importante e grave fatto di cronaca, perché c'è stato un incendio nella zona, credo, di via di Vittorio, quindi tutti i dettagli a Gianluca Paladin dal collegamento. Buongiorno. Buongiorno a te Bernardo, buongiorno al tuo ospite. Esatto, siamo in via di Vittorio, un incendio stamattina presto con una persona purtroppo che è deceduta. Si tratta di una donna classe 72 che si trovava al quarto piano di questa palazzina di via di Vittorio 22, che come potete vedere mostra i segni dell'incendio che è stato appena domato e spento quindi dai vigili del fuoco di Trieste giunti in forze per salvaguardare la situazione, anche perché purtroppo oltre al morto segnaliamo che quasi tutti, anzi tutti gli abitanti dello stabile sono stati evacuati. Il figlio della donna deceduta invece di 33 anni è stato trasportato in codice giallo a Cattinara per i danni le ferite appunto subite dall'incendio. E questa è la situazione, Bernardo. Adesso noi ti facciamo vedere come qui davanti a noi siano tutte le persone sfollate che hanno insomma preso le loro cose e sono dovute uscire. C'è anche una donna con un bimbo molto molto piccolo e sono dovute uscire dalla casa. Signori, buongiorno, salve, Tele4, cosa è successo? Siete stati evacuati dallo stabile? Sì, subito stamattina per le 5:15 ci hanno svegliato. Avete sentito l'odore di fumo, la puzza? La mia ragazza ha sentito, io stavo dormendo tranquillamente, stavo giusto per alzarmi per andare a lavoro e ci hanno suonato i pompieri. Un brutto risveglio, c'è stato anche un morto tra l'altro. Abbiamo sentito, sì. Lei ha un bambino molto molto piccolo, si è messa in salvo, è stata avvisata. Cosa è successo? Come è successo più o meno? Noi e il mio ragazzo lui, quindi ci hanno svegliato, abbiamo raccattato le prime cose, chiavi dell'auto proprio per lei per poterci muovere e niente, siamo scesi dal 13° piano. Caspita. Quindi no. Com'era la situazione? Odore di fumo acre, forte, sentivate? Scendendo giù per i piani, sì, poi arrivati al piano dell'incendio c'è stato l'odore più forte, poi insomma è andata. Avete avuto paura, temevate per la vostra incolumità? Com'era la situazione in quei minuti, in quelle ore, svegliati all'improvviso d'altronde? Sì, ma insomma i pompieri sono bravi, ci hanno calmato subito, quindi ce l'abbiamo fatta. Sì, andiamo. Vi lascio, grazie mille, buongiorno. Certo, buongiorno. Buongiorno, solo che in questo stabile mancano del tutto gli allarmi antincendio e sembra che non siano neanche stati ben predisposte gli attacchi dove ci sono le lance delle pompe antincendio. Hanno avuto difficoltà a trovarle, da quello che ho sentito, e quello che sicuramente faremo richiesta è che vengano installati dei rilevatori antifumo e sicuramente l'allarme antincendio sarà una cosa da fare. Sono cose che mancano. Assolutamente sì. Lei ha portato in salvo anche i suoi amici animali, tra l'altro sono dei pappagalli questi. Angioletti, sì. Che per fortuna non hanno fatto la fine dei canarini che si usavano nelle miniere, no? Certo. Che sentivano il fumo e erano i primi a andare. È stata una bella fuga stamattina. Sfollati alle 5:30 di questa mattina. 5:11 mi sono suonati i campanelli, pensavo fosse uno scherzo, ci siamo precipitati tutti quanti in strada e per fortuna che abbiamo i vicini che ci si aiutano uno con l'altro, questo devo dire la verità assolutamente. Conoscevate la persona deceduta? Di vista più che altro, li avevamo visti, la famiglia che era un ragazzo e una signora, ma non è che ci si conosceva più di tanto, ecco. Per quanto possibile buona giornata, grazie. Sicuramente se siamo qui che ci parliamo è già una buona giornata. Grazie per la testimonianza. Posso chiedere anche a lei cosa è successo? Signore, la cosa più importante è che qua mancano tutti i sistemi di sicurezza, ma porta d'incendio, tutto quanto da anni sollecitato. Okay? Io spero che questo vada in onda, non solo. Siamo in diretta infatti. Come ci sentiate e tutto. Il problema è che mi sono svegliato alle 4 per andare a lavorare, un odore acre, apro la finestra, c'erano fiamme su tutti i 3 lati della casa e ora siamo in strada senza sapere se possiamo rientrare. Quindi nel caso, anche toccando gli affitti che abbiamo qua da 700 euro ad appartamento, se metterebbero in sicurezza ora la casa forse non ci scappa. D'accordo con cosa ha detto il suo condomino? Assolutamente sì. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Noi Bernardo proseguiamo e andiamo a vedere davanti alla porta anche dove stanno ancora lavorando i pompieri di Trieste, i vigili del fuoco. Come potete vedere ci sono persone sfollate che hanno raccattato alla meglio quello che avevano in casa velocemente. Gianluca, per poi poter
domando solo... Signora, buongiorno. Sì, no, fai pure. No. Dimmi Bernardo. No, volevo capire se da un punto di vista, diciamo, della sicurezza a causa delle fiamme è tutto, diciamo, rientrato. Ora immagino ci siano i sopralluoghi di verifica, adesso... staticità, però a livello di fiamme e fumo penso che sia stato risolto. È corretto? Adesso fra poco parlerò anche con il funzionario di turno dei Vigili del Fuoco. Comunque sì, le fiamme sono state domate, la situazione in questo momento sembra che sia rientrata. Vado però a chiedere anche a queste... Signora, buongiorno, salve, buongiorno signora, cosa è successo stamattina? Lei si è svegliata all'improvviso? All'improvviso è il fuoco. Ha avuto paura? Certo. Conosceva la persona che è deceduta, una donna giovane di 51 anni? Sì, conoscevo, sì. Grazie signora, grazie, buongiorno, arrivederci. Andiamo a chiedere anche ad altri signori, vediamo anche cosa hanno provato in questi momenti. Signori, buongiorno, cosa è successo stamattina? Siete stati svegliati all'improvviso? Io non c'ero. Lei non è? Lei invece? Sì, paura, perché uno prendeva di là e diceva no, va via, chiudi. E me non ho chiuso niente, tutto quanto, ecco, con la roba dentro e se me ne so. Ho capito, siete dovuti venire giù all'improvviso? Sì, all'improvviso. Ho capito. È tutto bene però, adesso. Adesso sta bene lei, sì, comunque non è rimasta intossicata, non ha fastidio? No, niente. Ha avuto paura? No. Ha paura dopo, quando sono giù. Certo, in quei momenti. Paura sì, però dopo hanno ristabilito la situazione. Sì, mi do i fiori adesso, uno di là, una di là. Sì, le ambulanze qui, 2 ambulanze e una ho visto che c'era qualcuno dentro. Sembra il figlio della signora che purtroppo è deceduta. Esatto, però la signora non la troviamo, cioè basta che non sia morta, non lo so. Purtroppo segnaliamo che c'è stato un morto. Sì? Sì. Allora se lei, la mamma. Sì, purtroppo è così, signore. La conosceva? Sì, perché aveva a che fare con i cagnetti per il pelo e lo conoscevo, certo. Giovane sui 51, 52. Ecco, così. Adesso aspettate di capire se rientrare, quando rientrare in casa. Esatto, perché non sappiamo se deve venire qualche perito a vedere, ecco. Signori, grazie. Ho visto che è tutto bene. È chiuso con la... Ha visto il fumo, le fiamme? No, niente fiamme. No, solo fumo. Forse perché erano tutto dentro la casa, quindi la gente vedeva il fumo nel corridoio. Il fuoco ha detto che c'era abbastanza fiamme. Signori, grazie, io continuo a cercare di capire anche cosa succederà adesso. Grazie signori e in bocca al lupo. Allora Bernardo, hai sentito, no, la situazione che abbiamo un po' documentato in questo momento delle persone che adesso sono sfollate, non sanno ancora quando rientreranno. Io adesso devo un attimo staccare. Sì, richiedici la linea dopo quando sei pronto. Parlare con i vigili del fuoco e i pompieri, esatto. Ci vediamo fra poco. A te la linea, Bernardo. Panteca, è una situazione insomma grave. Fortunatamente sono già riuscito a spegnere le fiamme, questo già è un buon segno, certo. Gli appartamenti, cioè gli edifici in generale sono privi di sistemi di sicurezza, alcuni almeno, e questo ti porta poi a prevenire certe cose, no? Quando la sicurezza sempre è la prima di tutto, dobbiamo certamente puntare sempre su questo, specialmente su questi edifici dove c'è tanta gente, no? Ad alta intensità abitativa, insomma, su questo
secondo me bisogna intervenire su questo. Sicuramente. Dunque, allora abbiamo una mail per Panteca, buona giornata. Il presidente Panteca, sono Claudio Visintina, apprezzo l'iniziativa per il Porto Franco di Trieste, inserirlo in aree extradoganali dell'Unione Europea sarebbe un'operazione di grande valore economico per il nostro porto, a forte vocazione internazionale. È indubbiamente un vantaggio competitivo per il Paese che in Italia non toglie nulla a nessuno. Parimenti dico al presidente Panteca che la politica e i sindacati dovrebbero chiedere l'estensione dei punti franchi come previsto dall'allegato ottavo anche per la Varzila, così come anche la BAT godrà del punto franco previsto dal trattato di pace. Questa è una politica vincente per l'occupazione a Trieste, nell'industria, che può essere importante per avere prospettive molto più ampie. Grazie per la sua cortese risposta. Questo è da un punto di vista, diciamo, economico. Poi c'è tutta la partita anche che ha a che fare con le trattative per gli insediamenti nel Porto Vecchio. Beh, certamente, comunque verso la BAT da Varzila, da quelle parti il punto franco è stato già spostato, poi adesso bisogna rimodularlo nel modo giusto, ma comunque l'operazione in quella sede è già stata fatta 2 o 3 anni fa, 4 anni fa. Noi puntiamo su quello, magari se riusciamo a fare un'operazione di questo tipo, io credo che Trieste in termini economici ci vada a guadagnare tantissimo, e per questo noi come politica attenzioniamo sicuramente questo. Basta vedere come ci stiamo muovendo anche verso il Parlamento, verso il governo, attraverso l'assessore, l'ex onorevole, adesso solo onorevole Matteoni, le iniziative che ha portato avanti appunto per definire questa parte. Dipende molto anche dalla comunità europea di questo. L'Unione Europea deve farsi carico di questo, perché ha ostacolato, almeno da quando ricordo io, dagli anni 90, 95, 96, ha sempre ostacolato questa operazione dei punti franchi, non ha mai voluto riconoscere veramente l'operatività dei punti franchi. Per questo io credo che Villacchi bisogna poi andare ad incidere per sbloccare questo impasse e magari permetterci proprio di lavorare anche più serenamente su questo, certo, e portare l'economia che è necessaria per Trieste. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, adesso ascoltavo la puntata che è il stato di incendio nella via. Allora, io ho sentito che voi dei Tele4 girate i vari rioni per varie problematiche. Sì. Io sto in zona via Marin, è una strada a fondo cieco, stretta, e lì purtroppo ci sono varie volte difficoltà. Quando entrano le croce rosse devono fare retromarcia per uscire e dunque sicurezza zero. Mi è capitato a me un giorno che sono andata la mattina a lavorare molto presto, per le 3:30 via di mattina, c'era questa croce rossa, giustamente ho atteso. Questi qui, poveri, dovevano fare tutto retromarcia per la strada. Allora, io posso dire, qui da noi ci sono certi vecchi posti dove venivano messe le immondizie, rimasti lì mezzi diroccati. Allora, secondo me, queste zone qui dovrebbero essere tolte giù e fare slargare un po' la strada. Però bisogna avvisare l'ATER, non lo so, perché dico, tante volte purtroppo queste cose qui, può scampare il morto, no? Allora so che tante volte voi venite anche a verificare le zone sulle varie problematiche, allora chiedo se è possibile un giorno magari se può venire a vedere in queste zone qua le varie problematiche che ci sono. Sì, via Gianni Marin, giusto? Via Gianni Marin. No? C'è un punto preciso dove, diciamo, la situazione diventa peggiore, oppure un po' tutta la via? Purtroppo è tutta la via. Okay. Ci sono delle macchine, per esempio, siccome è zona a fondo cieco, è zona privata, che sono abbandonate e sono rimaste lì. E dunque anche quello è il problema, che essendo queste macchine abbandonate anche per girare, no? Dopo, verso la fine, c'è un piazzale, diciamo, perché noi abbiamo diversi alberi, eccolo, ma in un punto non ci sono alberi, potrebbero per me slargare un po' la strada in modo che ci sia più facile i giri, non per noi, ma per i mezzi di urgenza. Sì, certo. Gianni Marini dov'è? Di sicurezza. Sì. Ok, signora, io ho preso nota, magari facciamo un passaggio uno di questi giorni.
Perfetto, grazie, molto gentile. Grazie. Via Gianni Marin, siamo in zona via San Pasquale se non sbaglio, via dell'Eremo, insomma quello è di più o meno la zona, adesso magari andremo anche a vederla con le mappe. Nel frattempo vedete ancora le immagini della via di Vittorio con Gianluca Paladin, forse ci sono degli aggiornamenti. Di nuovo a te Gianluca, buongiorno. Sì, di nuovo buongiorno Bernardo, esatto, alle 5 di stamattina, poco prima delle 5 è scoppiato questo incendio, le cause sono ancora in corso di accertamento, sono stati proprio i vigili del fuoco a soccorrere il figlio della donna deceduta anche con l'autoscala, perché sono dovuti entrare dalla finestra da dove hanno evacuato la persona che era dentro intrappolata nell'incendio insieme alla povera madre e poi sono entrati anche dal basso, dall'entrata principale, quindi insomma 2 ingressi per riuscire a spegnere le fiamme. Spegnimento delle fiamme che in realtà è avvenuto in poco tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, ma poi è stato tutto un problema di fumo e di intossicazioni e di mettere soprattutto in salvaguardia tutto lo stabile, quindi far uscire le persone sfollate praticamente alle 5 e mezza della mattina, non hanno avuto il tempo di fare niente se non di raccogliere la prima cosa che avevano con sé, il primo scialle, la prima maglia, il primo pantalone e poi fuggire fuori dall'appartamento, come ci hanno raccontato le testimonianze rese prima. E quindi i pompieri che adesso stanno continuando a lavorare, a operare per evitare che insomma il fumo continui a propagarsi. È una situazione molto molto tranquilla in questo momento, ovviamente rispetto a prima. Segnalo Bernardo tra l'altro che sempre stamattina ha preso fuoco un divano in un altro appartamento in via Petronio, nulla di grave in questo caso, persone leggermente intossicate ma tutto sommato stanno bene, quindi 2 incendi, non solamente questo di via per quanto di Vittorio, riguarda questo di via di Vittorio, via Flavia verso Muggia. Non c'è ancora chiarezza sull'innesco delle fiamme, dico non c'è ancora chiarezza sulle cause. Esatto, esattamente. Comunque sono divampate, non sappiamo ancora da dove è partito nell'appartamento, probabilmente nell'appartamento dove c'è stata la vittima. Cioè, si può pensare a una cosa del genere? Sì, quello che abbiamo capito noi e che però giustamente i vigili del fuoco non possono confermarci, sono ancora al lavoro, però diciamo che l'ipotesi più probabile è che l'innesco sia partito dall'appartamento dove purtroppo è stato constatato il decesso di questa donna e quindi poi l'evacuazione anche del figlio. Forse qualche persona sta andando via, qui si sta muovendo qualcosa, ci sono altri colleghi giornalisti, io vado a provare a intervistare ancora, a sentire anche almeno un'altra persona, vediamo se riusciamo a capire. Signore, buongiorno. Lei è stato evacuato? No, non c'entra. Non c'entra, ok, grazie signore. Signora, buongiorno, anche lei è evacuata di prima mattina subito. Cosa è successo? Niente, ci siamo svegliati, abbiamo trovato il fumo, i pompieri qui sotto e ci hanno fatto evacuare tutti. Abbiamo sentito che purtroppo è morta una persona. Abbiamo sentito dire, sì. Conoscevate la donna, classe 72? Di vista. Avete raccolto le prime cose che avete trovato e siete dovuti uscire all'improvviso praticamente? Sì, 2 vestiti e siamo scesi. Ma com'era la situazione? C'erano fiamme, c'era solo fumo, sentivate l'odore acre e forte? Fiamme, fumo, c'era forte odore, sì. E fiamme da dove? Ma sì, un po' sì, però i pompieri hanno fatto un buon lavoro, quindi... Da dove proveniva? Tutto dal quarto piano, da quel che sembrava? No? Quarto piano, sì. Okay. Adesso non sapete quando rientrerete in casa? No, stiamo aspettando che facciano i rilievi e poi ci sapranno dire, insomma. Ci hanno raccontato che mancherebbe l'allarme antincendio, mancherebbero alcune... Mancano un po' di cose, sì, gli idranti, un idrante qua sotto, gli idranti che non funzionano nei piani, le valvole di sicurezza... Insomma, è un stabile da mettere un po' in ordine. Gli elevatori di fumo quindi mancano, mi diceva? Sì, non c'è stato nessun allarme. Io mi sono svegliata proprio perché ho sentito gente giù che urlava e le sirene che arrivavano, quindi manca assolutamente. La richiesta, immagino, per l'immediato futuro sarà questa, adoperarsi per metterlo stabile in sicurezza. Assolutamente sicurezza in prima di tutto. Beh sì, signori. Sono anziani, bambini, quindi sì. Quanti piani ha l'edificio? Perché è un palazzo, cosa sono, 13 piani? Sì, 45 famiglie. 13 piani, 45 famiglie. Sì, esatto. 3 per piano. Beh, tanta gente. Signori, in bocca al lupo, buona giornata per quanto possibile. Gianluca, grazie.
Vedi Bernardo, ci riaggiorniamo ti lascio poco. La linea, ti lascio con le immagini e poi ci aggiorniamo fra poco. Certo, a te Bernardo. Grazie, poi apprenderemo un po' di più. Purtroppo c'è stato questo decesso che è la parte peggiore della mattinata di cronaca di quest'oggi, a seguito di questo incendio, cui cause ancora non sono state rese note, probabilmente sono al vaglio dei pompieri e di chi è intervenuto per i sopralluoghi. E poi capiremo insomma di più e lo renderemo noto. Presidente Panteca, io torno a lei sugli argomenti che competono proprio l'assise comunale. Lei è Presidente del Consiglio Comunale, oggi c'è un'altra seduta, poi magari mi dirà quali sono i contenuti, però è da tempo che lei assieme ai suoi uffici, ma un po' insomma di concerto con tutta la struttura municipale, sta lavorando per l'informatizzazione proprio delle procedure del Consiglio Comunale. Ci spiega in sintesi di che cosa si tratta? Diciamo questo è iniziato dopo la pandemia, perché ci siamo resi conto che insomma c'è la necessità di rimodernare tutta la parte informatica del Consiglio Comunale. Adesso siamo arrivati al punto di aver trovato una soluzione su questo. Ci sono state delle gare di appalto per l'informatizzazione, cambieremo tutto il contenuto interno, sia per le sedute in videoconferenza, ma principalmente per le sedute in presenza. Anche con un sistema di video completamente diverso da quello che in questo momento sarebbero quelle, attraverso anche quelle telecamere adattive, dove si posiziona secondo le persone in cui sta parlando, perché adesso abbiamo soltanto una telecamera, viaggiamo solo via internet su questo, ma si vede sempre su questa telecamera fissa, non si capisce bene i contenuti del Consiglio Comunale. Questo era necessario in questo momento, anche dare l'opportunità alla cittadinanza di essere più partecipi ai lavori del Consiglio Comunale, perché vediamo, io mi rendo conto almeno che c'è un po' di distacco su questo, alcuni vogliono partecipare, non riescono a partecipare, oppure partecipano ma non comprendono, non si comprende quello che avviene nella sala del Consiglio Comunale, no? Perché con questa telecamera fissa la gente che parla, sì, l'audio è quello che è, l'immagine è un'inquadratura fissa quasi in bianco e nero, quindi insomma... Sì, certo, al di là di questo, ma anche c'è il sistema di voto, non possiamo avere il sistema di voto scollegati completamente dall'apparato del Consiglio Comunale, perché noi in questo momento utilizziamo il televoto, ma è un'applicazione attraverso un'app, anzi attraverso un collegamento su un sito dove tu ti colleghi e poi attraverso quello vai a votare. Però insomma non è sicuramente tutto corretto, però è poco comprensibile per gli altri, allora noi dobbiamo, e anche per i consiglieri stessi, allora dobbiamo agevolare questi percorsi, e questo adesso iniziamo a breve inizieranno anche i lavori di questo, ma faremo anche, come accennavo prima, faremo anche tutta appunto per l'ambiente, no? Faremo tutta la parte del riscaldamento e del raffreddamento, diciamo, del Consiglio Comunale, perché adesso il condizionamento avviene attraverso l'acqua in pratica, però c'è una marea di dispersione di acqua per questo, e questo non va bene, ma anche il riscaldamento stesso, il riscaldamento deve essere viene acceso con tutto il palazzo del Consiglio Comunale, per questo c'è uno sperpero di energie e di risorse notevole, per questo motivo stiamo impegnando queste poche risorse, saranno circa 40.000 euro per questo, e per cambiare tutto il contenuto e farlo in autonomia solo della sala del Consiglio Comunale, perché la sala del Consiglio a volte finisce alle 10 di sera, ma può finire a mezzanotte, può finire all'1, può finire alle 2, e necessariamente non deve essere acceso tutto il palazzo. L'importante è che sia accesa la sala del Consiglio Comunale. Invece da un sistema, per quanto riguarda il sistema di voto, com'è che cambierà? Ma il sistema di voto avverrà come avveniva prima, solo che può essere sia in presenza sia da remoto. Sì. Ok, quindi si cambia sotto quel profilo. Diciamo il cambiamento arriva lì. Sì, ma anche sulle registrazioni delle sedute, ma nella sua complessità. Già avevate tolto la carta, se non sbaglio, no? Nella presentazione delle mozioni. Adesso toglieremo completamente tutta la carta. Quindi sarà tutto digitalizzato? Tutto digitalizzato. Qual è il rischio in questo caso, Presidente? Cioè un blocco informatico può bloccare i lavori del Consiglio? L'abbiamo visto con quell'attacco hacker, per fare un esempio. No, perché c'è un'assistenza continua, è prevista un'assistenza continua di una società che segue i lavori del Consiglio Comunale durante le sedute, per questo
quindi si è coperti. Sì, si è coperti, può succedere che magari perdi un'ora, che ne so, finché vai a ripristinare, insomma, però i lavori non si fermano. Quando sarà pienamente a regime questo nuovo sistema, secondo lei? Entro l'anno sicuramente. Entro l'anno solare? Sì, no, entro l'anno, cioè, entro dicembre? Entro dicembre, sì. Entro dicembre sicuramente, okay. Tutte e due le cose. Io credo che già nel mese di agosto questo inizierà e penso che saranno anche terminate. Allora, noi intanto che stiamo vedendo ancora le immagini dei vigili del fuoco in quelli di via di Vittorio, dove si è verificato questo incendio in una palazzina dove purtroppo a perdere la vita è stata una donna. Le cause però sono ancora da chiarire, da scoprire. Nel frattempo, visto che abbiamo una telefonata, quindi andiamo a sentire chi è in linea, poi dovremo andare in pubblicità e al rientro torneremo con Gianluca Paladin da via di Vittorio. Buongiorno. Pronto, buongiorno Gulotta, sono Luisa. Sì, Luisa, buongiorno, prego. La sconti cosa che mi è successo 10 giorni fa, il 16 giugno. Succedi le disgrazie, la mi ascolti? Sì. Allora sono andata a dormire alle 10:30, giovedì 16 giugno. Sì. Dormo bene, tutto un colpo sento un grandissimo rumore di acqua. Ma godito, guardo l'orologio alle 1 del mattino, ma godito, ma chi fa la doccia a sta ora? Perché da me dove abito veramente c'è silenzio. Sì. Guardo in bagno, guardo in salotto, vado in cucina, tanta di quell'acqua bollente, una roba, mi fa una paura. Camminavo sull'acqua bollente, presto, chiamai i pompieri, sono veramente veloci, sono da aspettare in portone che urlavo come una matta, ma nessuno mi ha sentito in casa, non so come mai, sono venuti e chiuso la valvola della miscela dell'acqua calda, che non so queste cose, gli era rotto quella, no? Presto, sì. Tutti i sugamani, l'accappatoio, il suga per terra, tutto quanto, ringraziando Dio, sono assicurata 2 assicurazioni, il signor Sotto non ha bisogno di niente, e meglio così. Sul più bel che parlavo con i pompieri non sono scivolata da blocco sulla schiena. Vi dico una giornata da dimenticare presto, la Croce Rossa, mi sono sentito stanco, signori. E mi fa, signora, sì, volete un po', ma no, vado pronto soccorso perché non voglio stare a 10 ore. I sta gentilissimi, i sono andati via e mi ancora adesso non sono andato pronto soccorso, ancora adesso mi fa male. Aspetta ancora un po', dopo vedremo. Immagini se io ero a casa alla 1 di notte. Sì. Che non c'entra niente perché c'è il miscelatore, allora chiama l'idraulico ieri, mi ha messo a posto un nuovo miscelatore e è tutto a posto, però e guardi Gulotta, amico, c'ha una paura. L'acqua bollente col bagno che aveva tutta forza, sì, sola, sì. A 80 anni sola. Ara, una roba impressionante, vi ringrazio tanto, buongiorno. Grazie. Tutto bene. Almeno quello, insomma, male che tutto lieti bene. che sia finito in maniera positiva, poi va fatto sempre un plauso ai vigili del fuoco, perché guardate che i vigili del fuoco che abbiamo a Trieste sono belli gagliardi, sono bravi, non che quelli che non sono a Trieste non lo siano. Io posso parlare per l'esperienza di quelli di Trieste perché professionalmente parlando li ho conosciuti un po' di più rispetto a quelli che sono nelle altre città, ma è un corpo veramente in gamba e sono molto molto bravi. Allora andiamo in pubblicità, poi Gianluca Paladin ci ragguaglierà se ci sono notizie. Presidente, lei mi dirà magari dopo quali sono le ultime dal Consiglio Comunale, c'è oggi questa delibera sui magazzini Green Sisam, la volta scorsa si è parlato della fiera, insomma ci sono diversi argomenti da poter trattare. Breve pausa, tra poco. Riprendiamo la nostra diretta 8:36 minuti in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. Abbiamo Gianluca Paladin da via di Vittorio dove c'è stato questo incendio in una palazzina di 15 piani. Andiamo di nuovo dal collega, buongiorno. Eccoci Bernardo, di nuovo stanno tornando al lavoro i vigili del fuoco, anzi non hanno mai smesso, alcuni sono entrati in palazzina. Vado a parlare con una persona senza magari intralciare.
Eccoci qua, buongiorno. Lei sfollata come tutti gli altri? Tutti gli altri, esatto, sì. Cosa è successo? Dove abita intanto? Io sto in primo piano, proprio sotto, cioè nella stessa colonna dove è successo l'accaduto. E io mi sono svegliata sentendo sopra rumori tipo, non so, come se stessero traslocando, cadendo pezzi. Poi ho visto che erano arrivati i vigili del fuoco e mi sono guardata un po' intorno, cioè ho visto che appunto dalla veranda scendeva una roba infuocata e allora ho preso il mio cane e sono scesa insieme agli altri. Ecco. Vado bene. Moltissimo risveglio, tanta paura immagino. Sì. Abita da sola lei? Io abito da sola, sì, esatto. E purtroppo abbiamo avuto notizia che è morta questa persona al quarto piano, una donna del classe 72, quindi di 51 anni più o meno, e lei la conosceva. Il figlio è stato portato all'ospedale invece? Sì, conoscevo il figlio, avevo anche intravisto la madre, comunque anche lei aveva un cane, quindi ci incontravamo spesso fuori con i cani. Quindi... Chi era questa persona? Una donna che conosceva bene, vista non la conoscevo benissimo, solo intravisti così di sfuggita. Adesso aspettate di capire quando rientrare in casa? Sì, stiamo aspettando, siamo un po' in attesa del da farsi. Va bene, bocca al lupo. Grazie. Grazie a lei. Provo Bernardo a sentire anche un'altra signora, anche lei col cane, evacuata. Signora, di nuovo, buongiorno. Mi scusi, ma non ho i denti, mi vergogno. No, non si preoccupi, comunque sta bene? Ok, grazie signora. Vedete gli amici a quattro zampe, anche loro portati in salvo. Nella fretta magari non tutti sono riusciti sul posto al momento per poter uscire con tutte le proprie cose, insomma. Esatto, Bernardo. Sì. Vedi come anche gli animali probabilmente hanno preso moltissima paura perché l'odore era davvero forte. Anche qui quando siamo arrivati noi abbiamo subito sentito quella puzza di fumo così forte, così acre, che testimonia appunto quello che è successo. Adesso i pompieri stanno organizzandosi sul da farsi, alcuni sono dentro lo stabile perché ovviamente dopo lo spegnimento delle fiamme c'è tutta l'operazione di messa in sicurezza dell'area e anche di verifica che lo stabile sia agibile e al sicuro, perché qui tutte le persone sono state evacuate, perciò le avete viste le immagini che abbiamo mostrato, insomma sono tutti in attesa di capire cosa fare perché qui non possono ancora rientrare. Ci sono come signore? Sì, vuole che lo spostiamo? Sì, perché lo spostiamo, grazie. Allora Bernardo, dovete spostare la macchina, va bene? Quindi io ti lascio con le immagini e ci metteremo magari a cavalletto e ci rivediamo fra poco. Sì, va bene, grazie Gianluca ancora per gli aggiornamenti da questo incendio di via Di Vittorio. Panteca, torno di nuovo a parlare delle questioni legate al Consiglio Comunale. Oggi avevamo detto si affronta una delibera del sblocco dei magazzini ex Green Season, no? Sì, questa delibera si è resa necessario convocare un Consiglio Comunale per via proprio della scadenza di questa, deve essere approvata entro la fine di giugno. Per questo motivo non è importantissima, però abbiamo dovuto convocare per forza il Consiglio Comunale per approvare questa delibera. Poi ce n'è ancora un'altra di alcune particelle catastali in vendita, insomma, che poi è passata anche con parere favorevole, perciò andrà direttamente al voto, questo. E poi ci saranno le solite mozioni, ci sarà l'opportunità per l'opposizione ma anche per la maggioranza di trattare, io me lo auguro, di trattarne tante di mozioni, anche perché se abbiamo la necessità di far conoscere il lavoro che noi facciamo come consiglieri comunali, io credo e invito anche i consiglieri comunali di non soffermarsi moltissimo su una mozione, però di andare avanti e di farne il più possibile in modo da poi poter anche incentivare la struttura della giunta comunale, insomma, a portare avanti quelle che sono le iniziative dei consiglieri comunali, quello che il consiglio comunale, che il consigliere comunale rappresenta, no? Presenta alla giunta per quelle che sono le esigenze cittadine. Chiaro. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Si può chiedere qualcosa, signore? Sì, certo. Grazie. Prego. Buongiorno signore. Buongiorno. Volevo chiedere, perché a Trieste abbiamo sempre problemi di energia elettrica e quindi perché nel dove c'è la cava Faccanoni, ex cava Faccanoni, sì,
se c'è una squarcia nella montagna è brutto anche vederlo. Perché non si copre di pannelli solari? È una proposta, sì, c'è la proposta dell'assessore Speciale. E naturalmente, visto che la corrente serve, invece di fare l'ovovia potrebbe essere una cosa utile, perché l'ovovia non serve a niente, soldi buttati via. Ok. Grazie. Grazie. Grazie al telespettatore. Quella diciamo infrastrutturare a Cava Faccanoni con pannelli solari è una proposta che abbiamo sentito recentemente proprio. Sì, ma stiamo lavorando, stiamo pensando anche alla realizzazione di mettere i pannelli solari nella Cava Faccanoni. Ne aveva parlato anche il sindaco poco tempo fa, 2 o 3 mesi fa parlavo di questa cosa e ci stiamo lavorando, vediamo un po' se riusciamo a fare anche questo, perché diamo un maggiore servizio, dopo andiamo anche a ridurre quelle che sono la parte economica dell'energia elettrica, che non è poco, insomma. Assolutamente. Presidente, per quanto riguarda l'Eurovia io non ritengo che sia proprio un'opera inutile, però insomma ognuno ha le sue idee. Qual è il prossimo passaggio per quanto riguarda il Consiglio Comunale su questo argomento? Ci sarà un'altra seduta, un'audizione? Ma sì, ci sarà anche la variante, ci saranno anche tutte le osservazioni da approvare. Mi sembra che sono pervenuti, se non erro, circa un 3.000 osservazioni, anche se poi sono simili fra di loro, che valuteremo con gli uffici l'eventuale accorpamento anche di questo, però insomma, bisogna andare in Consiglio Comunale, bisogna parlare di Obovia. Io credo almeno faremo ancora 3 consigli comunali sull'Obovia. Ok. Senta, cosa mi dice di questo passaggio di deleghe? So che riguarda la Giunta e non il Consiglio, però poi il lavoro è stretto fra maggioranza e esecutivo, no? Adesso Caterina De Gavardo entra in Giunta, prende le deleghe della Polizia Locale e della Sicurezza, l'Educazione invece passa a Maurizio De Blasio e Nicole Matteoni si dedica al suo ruolo da parlamentare. Sì, perché l'onorevole, diciamo a questo punto, Nicole Matteoni, gli sono stati attribuiti incarichi importanti anche a livello romano, allora era difficile conciliare le 2 cose insieme. Allora quando si fanno i lavori si fanno a metà e tanto vale chiudere e dare l'incarico a un'altra persona in modo che si possa dedicare al lavoro che tu stai facendo nel pieno, no? delle risorse che si hanno a disposizione, perché noi siamo qui per dare un servizio ai cittadini e darlo al 50% non conviene, non vale la pena. E allora io le faccio gli auguri a Maurizio De Blasio perché va a prendere le deleghe dell'ex assessore Matteoni, è una persona di capacità, di buone capacità e anche organizzative su questo. Io ritengo che farà un bel lavoro, ma anche la consigliera la Caterina De Gavardo, che conosco bene, anche abbiamo avuto molti rapporti sia da consigliera ma anche come presidente di commissione, e lei ha sempre lavorato bene. Io credo che ha tutte le capacità per poter svolgere questo ruolo benissimo, direi benissimo, perché è una persona che si applica, si dedica alla conoscenza della normativa e anche della macchina comunale. Io credo che farà un bel lavoro. Poi parliamo anche di un altro aspetto che è legato al Consiglio. Intanto sentiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. C'è nessuno in linea? Buongiorno, sì, prego. Sì, scusi, volevo chiedere, che era stato comunicato, poi non si è saputo più nulla, che sarebbe stata approvata una delibera in Consiglio riguardo le sanzioni e alcune sanzioni su cartelle IVA che avrebbero dovuto essere tolte. Vorrei sapere qualcosa in merito, perché da esatto non sanno dirmi niente. Grazie. Grazie, sì, la cosiddetta rottamazione di alcune cartelle IVA, ce ne aveva parlato ancora qualche tempo fa l'assessore Bertoli riguardo a una sorta di non dico sanatoria, ma attività che regolasse il pagamento dei tributi. Ma sì, su questo ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso. Mi sembra che ancora in Consiglio Comunale non sia arrivata per l'approvazione. Sicuramente ne sta lavorando la Giunta di questo, io credo che, ma forse farà parte anche quella di questa variazione di bilancio, perché poi le cose devono essere collegate, variazione di bilancio, anche questo, perché minori introiti ovviamente ci deve essere per forza una variazione di bilancio, no?
No, che io ricordi non è passata dal Consiglio Comunale. Okay, quindi dovrà ancora arrivare in aula. Le leggo una mail, Panteca. Buongiorno, per la digitalizzazione del Consiglio Comunale e tutto il resto rimane il fatto che il Comune di Trieste non svolge alcuna assistenza ai cittadini per la procedura digitale dello SPID, affidata invece a privati. Come mai altri comuni lo fanno? Saluti, Enrico. Su questo non sono impreparato su questo, sono sicuramente preparato su questo, ma non è una procedura che dipende questa dal Presidente, dipende sicuramente dall'assessorato incaricato, dovrebbe essere l'assessorato di, se non sbaglio, digitalizzazione? Affari generali? Quindi sì, affari generali. Quello che era lo bianco? Sì, ex lo bianco, sì. Adesso mi sembra che c'è l'assessore Savino, sì. Sì, si occupano loro di questo, magari ne parlerò, vediamo un po' le motivazioni, perché noi non ce ne stiamo occupando. Ci sarà sicuramente un motivo perché il Comune di Trieste non si sta occupando di questo, ma comunque magari poi vi farò avere, certo. ti farò avere un'informazione su questo, notizie su cosa dire alla cittadinanza. Tanto state vedendo le immagini dei vigili del fuoco che stanno svolgendo un sopralluogo all'interno dell'appartamento che con tutta probabilità è stato il punto dal quale sono poi divampate le fiamme in questo, di questo incendio, a causa della quale è morta una donna. Siamo in via di Vittorio, sembra che le altre unità di appartamento non abbiano avuto problemi di natura diciamo di fiamme, bensì ovviamente la sicurezza ha imposto l'evacuazione di tutto lo stabile per verificare le condizioni di stabilità e di eventuali presenze di fumo, quindi aria non respirabile, per mettere in sicurezza tutte le persone. In questi casi l'immediato intervento e la prontezza dei vigili del fuoco di intervenire a spegnere immediatamente le fiamme non ha rischiato di intaccare anche, da quello che vedo almeno, intaccare anche altri appartamenti e creare problemi a tutta la struttura che certo. Poi la presa per tempo di una emergenza di questo tipo gioca un ruolo chiave, quello senza dubbio. Panteca, mi racconta un attimo questa storia della lista, della possibile lista civica che assieme al consigliere Cason si potrebbe creare per dare diciamo una casa a quelli che oggi, cioè proprio lei e Cason, fanno parte del gruppo misto in maggioranza? Ma sì, ne stiamo discutendo, ma di questo stiamo discutendo non solo noi, ne stiamo discutendo sulla riorganizzazione, poi che può essere una riorganizzazione della lista stessa o fare altro, ma anche ne discutiamo con Carlo Grilli, con il sindaco, anche con l'assessore Rossi. Non necessariamente deve essere un nuovo movimento politico, non è questo il problema è una riorganizzazione della nostra struttura per dare anche un futuro politico a quello che è la lista di piazza, anche questo è. Perché ci siamo resi conto che nel tempo non sono state aggiornate alcune cose, allora poi questo ti permette le varie incomprensioni anche su alcune cose, no? E allora sai, fare una riorganizzazione di questo tipo, io credo che ci permette di lavorare anche meglio, con serenità, dare anche più apporto, essere più significativi anche nelle azioni che si fanno. Quindi lei non esclude un rientro nella lista di piazza? Ma io non l'ho mai escluso questo, un rientro nella lista di piazza, perché io non sono andato via dalla lista di piazza perché non andavo d'accordo con i vertici o con gli altri consiglieri. È successo un fatto che voi conoscete, sì. È stato questo il motivo, ma non è cambiato niente. Fra me e i vertici della lista di piazza non è cambiato niente, ci sentiamo tutti i giorni o per lavoro, ma anche per altro, ma anche per andare a prendere il caffè insieme, perché se noi discutiamo continuamente anche di questo. Quindi non c'è all'orizzonte una nuova civica pronta a essere creata? C'è ancora un momento di studio? No, ma vede, poi secondo quello che discutiamo tutti quanti insieme, no? Può essere anche quello, ma può essere anche diversamente, come dicevo. Okay, quindi lo scenario è aperto. Ma sì, però, ecco, ma bisogna essere così, bisogna avere tutte le possibilità aperte in modo da dare veramente
organizzare veramente un movimento civico, un movimento politico che risponda veramente a quelle che sono le esigenze dei cittadini e che non succeda quello che è successo anche a noi in questo momento. Ma lei esclude, come hanno fatto i suoi colleghi, di entrare in un partito in questo momto, come può essere Fratelli d'Italia, Forza Italia? In questo momento io non sto pensando a queste cose, anche perché essendo Presidente del Consiglio non ho questi retropensieri che mi incombono, insomma, su di me, insomma, Va bene. Abbiamo detto del Consiglio Comunale di oggi, ma la settimana scorsa ce n'è stato un altro sulla questione della ex fiera. Siamo in una zona, ex fiera, Galleria di Piazza Foraggi, dove il discutere su cantieri e sviluppi, se da un lato però è privato, dall'altro invece è pubblico, è abbastanza acceso anche nel clima politico interno all'Aula, no? Beh, certo, fossi io all'opposizione farei la stessa cosa, cercherei di accendere il clima politico su queste cose, su questo tipo di dinamiche, insomma, che mi portano anche visibilità. Però eppure poi dobbiamo fermarci ogni tanto e riflettere su quello che si fa. Le dinamiche dei cantieri li conosciamo tutti quanti, non è oggi che noi affrontiamo dinamiche di questo tipo e ci rendiamo conto che effettivamente non si riesce mai a concludere dei lavori, ma io parlo questi sia privati che pubblici, dei lavori che vengono terminati nei tempi previsti. E questo ahimè, questo non dovrebbe succedere, però le normative italiane ci portano a subire questo. Io dico subire, lo dico sempre, lo dico anche ai dirigenti stesso, che noi subiamo queste iniziative che non dipendono dalla politica, ma dipendono in particolare dalla parte tecnica in generale, dico, parliamo del codice del Patti, parliamo dei dirigenti del comune, normative in generale che poi includono, no, tutti questi passaggi. Allora, se vogliamo fare polemica, la polemica si può fare velocemente e continuamente anche su questo, però anche secondo me alcune volte la politica dovrebbe anche un po' mettersi nelle condizioni che chi li subisce realmente veramente è il cittadino, no? Mettersi dalla parte del cittadino e includere continuamente questa incertezza delle cose, secondo me non funziona, non va bene, perché poi vediamo quali sono le reazioni dei cittadini su queste cose. Certo. Mentre invece noi dobbiamo dare informazioni. Per esempio, parliamo del tram, no? Il tram, è tanto tempo che il tram è in piedi, ma non sarà mica una colpa della politica. Noi abbiamo terminato i lavori, se adesso arriva l'ex Ustif a Trieste da Roma per il collaudo e ci dice no, questo non mi va bene, dovete rifare questo, dovete fare quell'altro, allora pensi è normale che i lavori si protraggono nel tempo e tu non puoi farci niente, sei con le mani legate, sei inerme là, fermo a subire tutte queste cose. Dici, ma perché non le avete fatte prima? È perché prima non ci sono state dette dall'Ustif, o come si chiama adesso non mi ricordo come si chiama. Aspisa. Ecco. Allora dico, se io non lo so non lo posso fare, allora dimmelo prima, scrivermeli queste cose prima. Allora questo non lo facciamo, ma poi è il Comune di Trieste che subisce queste cose. Ho capito. Poi dice, ci sono altri problemi, sì, dico, ci sono anche altri problemi, perché purtroppo quando questo succede si vede che un'organizzazione delle cose non ha funzionato, qualche pezzo è mancato in questa organizzazione. Abbiamo di nuovo collegamento con Gianluca Paladin per alcuni ulteriori dettagli su questo incendio di stamane. Buongiorno. Buongiorno Bernardo di nuovo. Allora sicuramente avrete visto anche voi dalle immagini, comunque adesso con l'autoscala i pompieri sono entrati di nuovo nell'appartamento sito al quarto piano di via di Vittorio 22 qui a Trieste e sono entrati per mettere in sicurezza il piano che è stato completamente devastato da questo incendio che ancora non si capisce come si sia innescato, un'esplosione, un incidente domestico, non sappiamo davvero nulla.
nulla sulle dinamiche che sono ancora al vaglio. Ovviamente sul posto questa mattina presto c'era anche la Polizia di Stato. Ovviamente nelle prossime ore tutte le verifiche del caso e ulteriori aggiornamenti sia al telegiornale delle 13:20 di Tele4 che al telegiornale delle 19:30 sulla nostra emittente. Comunque le persone sono ancora sfollate, gli abitanti di questo stabile che è composto da 15 piani e che ha visto un brutto risveglio questa mattina dopo le 5, quando è scoppiato l'incendio che purtroppo ha portato via una vita, una donna classe 72 che insieme al figlio si trovava appunto nel suo appartamento da dove sarebbe scoppiato l'incendio e è morta, e invece il figlio di 33 anni è stato trasportato in codice giallo per le ferite subite a Cattinara, tra l'altro evacuato, come raccontato prima, dalla stessa finestra dello stabile, le finestre annerite che prima abbiamo visto, da dove i pompieri sono dovuti entrare proprio per consentire di salvare la vita al giovane che era rimasto intrappolato. E le testimonianze di prima, Bernardo, hanno raccontato molto bene le sensazioni provate da questi cittadini che alle 5 del mattino sono stati buttati giù dal letto letteralmente per essere messi in sicurezza. Tanto fumo, tanto materiale che cascava dalle finestre, fiamme, lapilli, detriti, pezzi di intonaco che si staccavano, ma dentro anche lo stabile, insomma il fumo aveva invaso completamente il palazzo, una situazione davvero davvero molto grave. Come potete vedere è ancora lunga l'operazione dei vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area. Adesso la situazione è comunque tranquilla. Bernardo, noi avremo anche poi una serie di appuntamenti, tra cui anche quella con il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Fra poco andremo da loro. Io rimango qui qualche minuto, Bernardo, per capire altri aggiornamenti, se no ci rivediamo più tardi in un'altra zona della città. Purtroppo non potevamo fare altro oggi che venire qui, appresa la brutta notizia appena ci siamo svegliati stamattina di questo incendio in via di Vittorio 22 a Trieste. A te, Bernardo. Beh, giustamente, grazie Gianluca, bisogna stare insomma dietro ai fatti principali, e qui, trattandosi anche di una donna che ha perso la vita in un incendio, non potevamo insomma non capire la dinamica di questo triste accaduto. Presidente Panteca, io le volevo fare volevo chiedere un'opinione riguardo al turismo trainante in Friuli Venezia Giulia, a Trieste. I grandi eventi trainano un luglio da sold out, scrive oggi Il Piccolo, Fantasma dell'Opera, Rossetti e i super concerti, prenotazione online al 90%. Questo è il quadro, una fotografia di una città che più degli altri anni si sta vedendo interessata da una veramente forte presenza turistica straniera e non solo in città. Cosa bisogna fare per fare in modo che il turismo sia governato e non sia, diciamo, un'onda che travolge tutta la macchina amministrativa? Ma quello che vi posso dire, io ne sto discutendo anche con le persone che mi stanno vicino in comune, dobbiamo riorganizzare alcune cose bisogna riorganizzarle, altrimenti chi poi subisce, perché il cittadino di Trieste non deve subire l'ondata del turismo in generale, però deve essere un'ondata organizzata, cercare di alleviare quanto più possibile quelle che sono le esigenze dei cittadini di Trieste, che poi sono coloro che abitano questa città e che ci danno la possibilità anche di farci crescere. L'economia è importante, è importantissima, come è importante anche la cittadinanza, perciò noi dobbiamo cercare di coniugare, trovare le soluzioni in modo da recare meno disagi possibile alla cittadinanza. Non scendo nel merito di cosa si può fare e cosa che non si possa fare, perché è difficile stabilire qual è il metodo più giusto e il metodo meno giusto. Bisogna affrontarlo con gli uffici e tutte quelle che sono le idee da poter, ma partendo anche dalla raccolta dei rifiuti, per esempio, tanto per farne, non so, dai parcheggi, ecco, trovare delle soluzioni anche a beneficio dei cittadini in modo che possano alleviare quello che è la normalità della vita, la vita dei cittadini, perché effettivamente la città è piena di turismo, e siamo orgogliosi di questo, che la città sia piena, perché la città piena porta turismo, porta parte economia in città.
anche se poi non deve arrivare tutta di là, ma deve arrivare da altre parti anche. Comunque di questo noi dobbiamo fare per la riorganizzazione del Comune di Trieste, dobbiamo confrontarci anche su questo. Secondo me è arrivato il momento di farlo, perché i turisti sono tanti e lo vediamo giornalmente in città, basta fermarsi 10 minuti in Piazza Unità a vedere quante persone, quanti turisti passano, al di là di quelli delle navi da crociera che è relativo, ma è tutto il resto. Tutto un contorno. Grazie Presidente del Consiglio Comunale Volevo Panteca. solo concludere facendo il plauso e con i miei complimenti personali ai Vigili del Fuoco per l'immediato intervento che ha permesso di non arrecare ulteriori danni. Un commosso pensiero alla famiglia della signora che è deceduta. Certo, assolutamente, a cui mi affianco anch'io in questa triste giornata per la famiglia e per i residenti dello stabile interessato dalle fiamme. Grazie Presidente Panteca per essere stato con noi. Pubblicità, a tra poco di nuovo in diretta. Prendiamo la nostra diretta di questo lunedì 26 giugno in compagnia dell'onorevole Tatiana Rojc, senatrice del Partito Democratico. Ben trovata. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Siamo sempre collegati con Gianluca Paladin, che si trova in via di Vittorio, dove abbiamo appreso da un paio d'ore di questo violento incendio che è costato la vita a una donna e le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Lo vedete inquadrato, Gianluca Paladin, che poco fa era con altri colleghi giornalisti anche a cercare di capire di più con quelli che sono i capi squadra dei Vigili del Fuoco. Abbiamo visto alle tue spalle è arrivata anche un'auto della polizia proprio per i rilievi e le indagini più approfondite sulla vicenda. Buongiorno Gianluca, l'aggiornamento, grazie a te. Sì, di nuovo Bernardo, un aggiornamento importante, perché poi le notizie ovviamente mano a mano che passano i minuti, le ore si rincorrono, si annullano e si confermano. Mi spiego meglio. L'incendio è partito non dal quarto piano ma dal quinto piano, e che chiaramente ha interessato diverse aree del palazzo. Ci hanno raccontato che quando sono entrati i Vigili del Fuoco hanno trovato una situazione veramente disastrosa. Era tutto fiamme, fuoco, tantissimo fumo. Sembra che abbiano preso fuoco anche i divani dell'Ikea, tutta roba in plastica che ha contribuito a creare ancora più quell'odore acre che così tanto dà fastidio e che rischia appunto anche di intossicare in maniera importante le persone, come di fatto è successo con almeno un inquilino di questo palazzo, appunto trasportato a Cattinara e intossicato. Ovviamente dobbiamo anche stare cauti nel dare le notizie, perché ci vogliono altre conferme per capire esattamente la dinamica. Noi non sappiamo ancora come sia scaturito questo incendio. I Vigili del Fuoco, quando sono entrati, sostanzialmente si sono trovati in questa situazione. Il soffitto dell'appartamento interessato ha iniziato a sbriciolarsi, a crollare sopra le loro teste, tanto forse il caldo della stanza e i danni che l'appartamento ha subito erano importanti. Quindi questo è un altro dettaglio che contribuisce a far capire la furia dell'incendio, che è divampato con violenza poco prima delle 5 di questa mattina, poi la chiamata alle 5 e l'evacuazione pochi minuti dopo di tutti gli abitanti dello stabile. Questi sono gli aggiornamenti, quindi ripeto, quinto piano, non quarto piano. Purtroppo una donna ha perso la vita, una persona è stata portata intossicata all'ospedale di Cattinara. Questi sono gli ultimi aggiornamenti su questo grave episodio di cronaca documentato in diretta a Sveglia Trieste a Tele 4 stamattina, Bernardo, che ovviamente quando ci siamo svegliati i nostri programmi mattutini dovevamo fare tutto altro, dovevamo offrire tutto altro contributo nella nostra diretta, ma non potevamo fare altro che ovviamente venire qui. Questi gli aggiornamenti. A questo punto Bernardo io rimango qui ancora qualche minuto, dobbiamo ancora capire alcuni dettagli, ti restituisco la linea. Sì, dopo ci risentiamo, grazie a Gianluca Paladin. Senatrice, ha visto insomma
Sì, la violenza delle fiamme non perdona, l'abbiamo visto anche la scorsa estate con gli incendi, ma generalmente quando c'è un incendio è sempre delicatissima la situazione. Un plauso va fatto ai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente a salvaguardia di tutti gli altri coinquilini, purtroppo gli inquilini dello stabile. Purtroppo c'è stata una vittima. Ecco, questo mi dispiace immensamente e questo ci deve far pensare, ha detto giustamente lei, grazie ai vigili del fuoco che sono sempre sotto organico, su questo bisognerà battere perché fanno un lavoro eccezionale, fanno un lavoro difficilissimo perché non fanno soltanto il lavoro di domare le fiamme ma di aiutare anche le persone. Qui bisognerà fare una riflessione seria sull'edilizia popolare, su come dire, ci si approccia non soltanto alla costruzione ma poi anche alla manutenzione dell'edilizia popolare, delle case atere e quant'altro, e poi ovviamente una grande solidarietà, e dovremo veramente impegnarci tutti per mettere al sicuro tutti gli abitanti di questi stabili. È veramente una tragedia non da poco, da poco. Poi, come detto, siamo sul posto, le vedete le immagini, cercheremo di capire di più, ci riaggiorneremo più tardi sulle cause che diciamo non porteranno in vita la donna morta, ma almeno possono far capire dove sono stati gli errori e come evitarli in futuro, perché questo si deve trarre insegnamento dagli errori. Purtroppo quando poi capitano e ci sono persone ferite o coinvolte, si spera sempre di non arrivare in quel modo irreversibile per poterle aggiustare, talvolta però capita. Non solo, ma chi ha provato il fuoco, mi ricordo insomma gli incendi dello scorso anno che erano di tutt'altro tipo, però insomma il fuoco distrugge veramente tutto, distrugge non soltanto le vite, le case, ma distrugge i ricordi, la vita stessa, l'essenza di ciò che siamo. Quindi veramente drammatico questo avvenimento, come drammatico lo è stato quello di qualche giorno fa in Viale, per cui assolutamente davvero non siamo abituati, ecco, a Trieste a questo tipo di incidenti così violenti, così drammatici. Poi seguiremo i dettagli. Abbiamo una telefonata, poi chiederò alla senatrice un paio di dettagli riguardo il lavoro proprio parlamentare. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io mi unisco intanto al cordoglio per quello che è successo in via Flavia, un augurio alla persona che è in ospedale e un grazie infinito ai vigili del fuoco. Questo è doveroso. Volevo fare una segnalazione, domanda per quanto riguarda le asfaltature che ci saranno in via dell'Istria. Sono apparsi i cartelli di divieto di sosta da via Orsera fino a largo Pestalozzi. La galleria sembra rimarrà chiusa ancora 2 settimane, grazie al comune che farà questi lavori perché sono necessari, ma mi chiedo, non si poteva aspettare la riapertura della galleria? Anche perché tutti i residenti dove metteranno le macchine in questo periodo? Sì, effettivamente. Solo questo, mi dispiace che la senatrice probabilmente non c'entra assolutamente nulla con tutto questo, sarebbe stato più carino ci fosse qualcuno del comune a poter rispondere, ma sono sicura che sarete portavoci, senz'altro, credo anche di altri residenti. Grazie della segnalazione, signora. Buona giornata. Grazie. Beh, insomma, senatrice Reuitz si occupa di questioni insomma, parlamentari, però non è distratta rispetto alle questioni cittadine. Ecco. Assolutamente, Trieste è la mia città, ci tengo che si viva bene, perché se si vive bene la città può prosperare, questo è chiaro. Ritengo che i lavori, ecco, si sono procrastinati troppo a lungo per quanto riguarda la galleria. Si poteva forse fare meglio, ma col se, col ma, non si risolvono i problemi, come è evidente. Ovviamente il disagio dei cittadini è un disagio che sento anche mio, perché è chiaro che vivo poco, ahimè, a Trieste, ma ogni disagio, ogni inghippo, ogni difficoltà è anche la mia. Sì, poi si ripercuote un po' a larga scala. Di nuovo da Gianluca Paladin, perché sembra esserci un aggiornamento. Buongiorno.
Buongiorno di nuovo Bernardo, allora io devo chiedere scusa ai telespettatori perché le notizie continuano a essere fumose purtroppo per stare col tema, nel senso che adesso torna la conferma che sarebbe il quarto piano e non il quinto, in effetti se guardiamo le finestre che abbiamo già mostrato prima effettivamente sembra intaccato dal fumo il quarto piano, ma è stato un incendio talmente forte che ha interessato anche altri piani e quindi il soffitto del piano sopra, come lo raccontavo prima, che si è sbriciolato praticamente sopra la testa dei pompieri, dei vigili del fuoco, ha corso in forze per spegnere le fiamme e adesso andiamo anche sul posto così vi facciamo rivedere quella finestra da dove tutto sarebbe partito. E poi il fatto che anche la drammatica notizia che ci sarebbe, uso il condizionale, ci sarebbe una persona in sedia a rotelle bloccata al 10° piano che non può uscire autonomamente di casa e in questo momento non ha nessuno con sé per essere aiutata, quindi ovviamente è al sicuro perché è attenzionata particolare dai vigili del fuoco e dalla polizia che è arrivata sul posto, però insomma c'è anche chi ha delle disabilità qui e che è in sedia a rotelle e ovviamente si è trovata nel mezzo di questa tragedia e con le difficoltà del caso, quindi non è stato completamente evacuato lo stabile, ci sarebbe ancora qualcuno dentro in attesa di uscire o comunque in attesa di ricevere la notizia che tutto quanto è rientrato, cioè che non c'è più pericolo, ma ripeto, i pavimenti, le suppellettili dell'appartamento in fiamme, il soffitto, insomma tutto è stato distrutto e danneggiato in questo appartamento da dove sarebbe partito l'incendio che non sappiamo ancora esattamente da cosa sia stato innescato, ma dentro era tutto fuoco, era un rogo che ha preso i mobili, le sedie, i divani, tutto quanto molto costruito in plastica anche, no? Quindi con le tossine rilasciate dai fumi che hanno prodotto questa importante intossicazione che ha visto andare all'ospedale il figlio della donna che purtroppo è deceduta, e questo è il dato più drammatico che dobbiamo raccontare. In questo momento si trova a Cattinara, purtroppo avrà anche avuto la orribile notizia. Quindi Bernardo, questa è la situazione, noi rimaniamo ancora un po' con le immagini. A questo punto Bernardo io non credo che mi sposterò, penso che chiuderò la trasmissione insieme a voi, dandovi ovviamente adesso spazio per commentare e andare avanti, e intanto noi continuiamo a prendere ulteriori informazioni. A voi la linea. Grazie a Gianluca Paladin, noi dobbiamo andare anche in pubblicità, poi senatrice le domando su questo emendamento riguardo al porto franco internazionale di Trieste, perché è tema sempre molto discusso in città, più che altro atteso, forse il termine più giusto più che discusso è atteso, perché è tanta anche la volontà di vedere sbloccata questa dinamica peculiare di Trieste, che può veramente aprire la strada a grandi investimenti e a grandi anche rivoluzioni interne all'antico scalo. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci rivediamo tra qualche minuto. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia della senatrice Tatiana Rojc. Senta, l'emendamento sul porto franco internazionale, dicevo io prima, il termine più giusto è atteso, c'è tanta attesa. Sì, c'è tanta attesa perché il discorso lo abbiamo cominciato già nella scorsa legislatura ed è nato perché finalmente si è cominciato a parlare del porto di Trieste come un porto che non fa concorrenza agli altri porti importanti in Italia, ma che è un discorso a sé, a parte. Non parliamo dell'importanza del porto per la città di Trieste, che è determinante visto le crisi dell'industria eccetera. Penso che pensare al porto e alle sue possibilità di sviluppo è determinante. Tra l'altro nella scorsa legislatura noi abbiamo fatto al Senato una serie di audizioni dal Presidente della Regione, ovviamente a Zeno D'Agostino, a Confetra, a tutta una serie di protagonisti che hanno grande interesse e che conoscono le peculiarità del porto di Trieste e la possibilità di sviluppo. Ci siamo, come dire, abbiamo ricevuto dall'Europa una risposta di chiedere al governo italiano l'impegno formale alla richiesta appunto di diventare porto franco
internazionale, il che darebbe spazio alla produzione anche di materie prime con il marchio Made in Italy. Questo sarebbe un gettito importante, non soltanto per Trieste, ma per tutto il paese, certo, evidentemente, no? Anche perché noi, ripeto, non facciamo concorrenza agli altri porti, noi abbiamo un bacino di utenza che, soprattutto in questo momento storico, quando finirà questa tragedia della guerra e ci sarà la ricostruzione e tutto il periodo post-bellico, avremo la necessità di lavorare nella maniera giusta. E poi ovviamente il bacino di utenza nostro va dall'Austria, dall'Europa centrale, ma anche a tutta l'area danubiana, eccetera. Quindi l'importanza del porto è che si faccia quello che è previsto dai trattati internazionali, nulla di più, non si chiede una concessione, si chiede effettivamente che sia un'applicazione, che si applichi esattamente quello per cui la città di Trieste è in attesa da mo'. Ecco, è una richiesta bipartisan, perché anche gli altri partiti del centrodestra lo hanno avanzato. Ricordo le interviste con il consigliere regionale Giacomelli che su questo argomento, adesso anche Nicole Matteoni alla Camera si sta battendo in tal senso. Perché tanta attesa secondo lei? Cioè, perché tanto tempo per il riconoscimento di un'applicazione di un qualcosa che era già scritto? Cioè non bisognava creare ad hoc un'impalcatura? Questa è una bella domanda. Recentemente c'è stato quel grande simposio, insomma, sulla portualità. Abbiamo capito che Trieste potrebbe fare veramente da traino, da capofila a un sistema interportuale del nord Italia. Forse questo darebbe fastidio a qualcuno, ma per noi invece sarebbe determinante, perché le nostre aree hanno la possibilità di essere veramente aree centrali, perché ci sono andrebbero ovviamente potenziate le infrastrutture, ma abbiamo la ferrovia che ci collega con tutta la parte dell'Europa che Genova o Taranto non possono servire, questo è evidente, no? Poi ci sono già i fondali naturali. Certo, noi abbiamo i fondali profondissimi, è tutto pronto, abbiamo tutto e quindi bisognerà applicare. Io non a caso, all'inizio di questa legislatura, ho immediatamente presentato un disegno di legge in tal senso. Ora ho presentato questo emendamento che non è stato accettato, ma diciamo che il futuro è questo. Il prossimo passo? Il prossimo passo è cercare di spingere che si discuta, che venga calendarizzato il disegno di legge, che non è, ripeto, a mia prima firma, ma anche durante le audizioni che abbiamo avuto in Senato ha parlato chiaramente il Presidente Federica, hanno parlato altri esponenti di destra e di sinistra, lei ha citato il consigliere Giacomelli ed è così, insomma, siamo tutti proiettati verso quel discorso. Beh, aspetteremo allora sviluppi in tal senso. È stato negato però anche un altro emendamento, no? Quello che ha a che fare con i malati di amianto, che è una delle situazioni che in città, più che in città, nella Venezia Giulia o in regione ha sempre caratterizzato di determinate categorie di lavoratori. Quello di Monfalcone è uno degli esempi forse più evidenti per chi conosce il territorio della Venezia Giulia, ma non è esente anche territorio di Gorizia, nonché quello proprio di Trieste. Cosa richiedeva lei in questa modifica del DL? Io, dopo vari incontri che ho avuto con le organizzazioni che si occupano di malati di amianto, ho chiesto che venga considerato intanto dei tempi più brevi per la concessione degli emolumenti, dei riconoscimenti economici, non solo, ma che vengano anche aumentati. Ora mi è stato segnalato da più parti che si tende, per una questione di risparmi, a diminuire la percentuale di invalidità
nei malati gravi, non parliamo di piccole cose, parliamo di malattie gravissime che veramente molto invalidanti. Ora mi sono fatta portavoce di questo perché ci credo, perché insomma sappiamo Monfalcone, sappiamo Gorizia, sappiamo Pordenone e sappiamo Trieste. Insomma, i malati di amianto sono una realtà estremamente delicata, per cui credo che abbiano tutto il diritto ad essere risarciti, perché sono stati dei lavoratori che si sono ammalati gravemente a causa dell'amianto, e l'amianto non è una malattia che dura un periodo o che finisce con la persona. L'amianto è una malattia che si respira in famiglia, perché tutti coloro che lavoravano con l'amianto, nell'incantieristica soprattutto, che venivano a casa portavano le particelle di amianto che sicuramente hanno lasciato una conseguenza in tutti i membri di quelle famiglie e nelle case. Quindi non scherziamo, questi sono argomenti seri. Certo, dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, salvo magari un collegamento, se è con noi breve, con Gianluca Paladin per ulteriori collegamenti no, mi fa sapere via messaggio che in questo momento non è pronto. Poco importa, abbiamo avuto tutti gli aggiornamenti del caso più possibile, dopo chiaramente sarà tutto all'attenzione del telegiornale delle 13:20. Nel frattempo breve pausa pubblicitaria, ancora una mezz'oretta circa in compagnia della senatrice Roiz, abbiamo diversi argomenti ancora da trattare. Tra poco. Torniamo in diretta a 9:32 minuti, lunedì 26 giugno, con la senatrice Tatiana Roiz del Partito Democratico. Oltre agli emendamenti di cui abbiamo parlato, cioè quello sul Porto Franco internazionale e questo negato sul riconoscimento della malattia dell'amianto a pieno titolo per chi nella Friuli Venezia Giulia è vittima di questa malattia, e quindi anche gli indennizzi che ne seguono, quali altri lavori a livello parlamentare sta seguendo in questo momento? Beh, io faccio parte di una commissione importante e difficile, perché copre vari campi ed è quella delle politiche europee. Sì. In questo momento, proprio oggi, cominciano le audizioni perché l'Italia ha determinate infrazioni in vari settori, non avendo rispettato le direttive europee. Ora vedremo come e se si potrà fare qualcosa, sentiremo dalla sanità ai lavoratori precari, ai lavoratori della cultura, ai lavoratori della sanità, scuola, eccetera. Io credo che questo è un punto su cui bisognerà approfondire molto. Infatti abbiamo chiesto, io come capogruppo, ma assieme agli altri colleghi della Commissione, di approfondite audizioni dei vari protagonisti di determinati campi e settori. Naturalmente una grande attenzione per quello che sta succedendo in Russia e tra la Russia e l'Ucraina, e una grande attenzione nei confronti dei Balcani, perché per noi soprattutto i Balcani sono determinanti non soltanto per Trieste ma per tutto il paese. Ho seguito e sto seguendo, tutto il percorso per la stabilizzazione dei Balcani occidentali, che, ripeto, per noi è determinante, e quindi credo che questo sia uno dei temi da tenere sotto osservazione e da tenere in grande considerazione per seguire appunto
l'avvicinamento delle 6 repubbliche che ancora non fanno parte dell'Europa nei confronti dell'Europa, perché questo darebbe sarebbe un punto di stabilità. No? Quindi questo è importante. E poi ovviamente a livello locale sto seguendo tutto l'iter di Nova Gorizia, capitale europea della cultura, perché questo è veramente un'occasione per noi tutti della regione di fare il salto di qualità, perché ci saranno e ci sono stanziamenti importanti, il potenziamento dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, delle linee di collegamento ferroviario con il resto dell'Italia, perché a volte siamo un po' penalizzati da questo punto di vista, il potenziamento quindi delle infrastrutture. Ovviamente sì, una grande vetrina, abbiamo visto il salto di qualità che ha fatto Matera, e quindi credo che la nostra area potrebbe fare altrettanto. E poi vorrei sottolineare un tema a me particolarmente caro, che mi sta particolarmente a cuore, che è il tema della disabilità. Io ho cercato di fare prima del Covid un tavolo per un confronto, adesso riprenderemo questo lavoro anche con tutte le realtà della regione, le realtà più importanti. C'è questo grande tema da seguire, perché la disabilità non è una questione che riguarda soltanto chi la disabilità la porta, ma riguarda la società, le famiglie, ma tutta la società, e quindi perché la disabilità è uno stato di vita, questo dobbiamo rendercene ben conto, e quindi manca il supporto alle famiglie, perché le persone disabili sono tutelate, ma le famiglie hanno bisogno veramente di un supporto che dia loro respiro, ecco, e questo è un tema che ho affrontato più volte e per il quale c'è a volte troppo poco ascolto, ma che ma si sta muovendo qualcosa in tal senso? Ma allora, troppo poco. Io ho parlato con varie realtà di tutta la regione e ne abbiamo parlato anche a livello diciamo nazionale. Ci sono progetti, ci sono volontà, però credo che manchi una visione globale del tema per se stesso, che non può essere delegato alle singole realtà locali. Comunali, certo, certo, ho capito. Allora, abbiamo una telefonata, poi io mi sono preso un po' di appunti perché mi ha aperto tanti spunti e magari possiamo approfondire qualcosa. Buongiorno. No, buongiorno Bernardo, buongiorno alla signora Tiziana. Buongiorno. Allora, una cortesia che mi ha scioccato è il fatto dell'amianto. Siccome abbiamo perso un marito e un padre un mese fa con un mesotelioma, allora la signora dice che i parenti, i conviventi, diciamo moglie e figlio, lei mi dice che siamo a rischio noi di questo? Ma più che a rischio, quello che mi dicono gli esperti è che bisogna tenere sotto controllo tutta questa realtà, perché naturalmente le particelle di amianto sono particelle subdole, pericolosissime, e guardi signora, una sincera veramente vicinanza al vostro dolore, perché credo che al giorno d'oggi morire di lavoro è un insulto per tutti noi che siamo coinvolti. Quindi tenete sotto d'occhio, perché proprio la sindaca di Monfalcone, che è figlia di un padre che è morto per amianto, ci diceva che quando si scassavano i famosi terlis anche sul terrazzo, queste particelle potevano essere pericolose per i familiari, per i conviventi e anche per la casa, quindi tenete d'occhio questa cosa, consultatevi con chi ne sa. Signora, chiedo scusa, da ignorante, ma come si fanno questi, cioè dove si fanno questi controlli adesso, visto che
Qua io non so aiutarla concretamente, però ci sono delle associazioni che sono dedicate a questo e che seguono molto da vicino, ce ne sono anche a Trieste, e quindi consultatevi con loro, perché sono veramente persone squisite che seguono questo in prima persona e con grande competenza. Lo trova sul sito della SUGI, l'Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia APS, con sede in via Filzi 17, c'è un numero di telefono, se vuole signora glielo do, c'è anche una casella mail e dei rappresentanti che possono eventualmente fare. Sì, gentilissima, perché mi ha fatto venire un colpo. Fare caso suo. Diciamo che la prevenzione è sempre l'arma principale per evitare questo è il punto, no? Bisogna prevenire. Non c'è un allarmismo per modo No, è chiaro che non c'è allarmismo. Una sana cautela, ecco. Esattamente. Se le serve il numero 040 370 380. Perfetto. Un abbraccio alle famiglie di Via di Vittorio. Senz'altro, assolutamente. La ringrazio e grazie Bernardo. Grazie a lei, grazie a lei, arrivederci. Abbiamo fatto bene a ribadirlo. Avevo più di una domanda, provo a farle velocemente. La prima. Molto spesso, senatrice, si riconduce tutto alla mancanza di personale in sanità. Lei menzionava prima anche i vigili del fuoco che fanno un lavoro, sebbene in certe realtà sono sotto organico, nella scuola, lo abbiamo detto anche con i sindacati del settore educazione la scorsa settimana, nella polizia, banalmente anche negli enti locali, personale amministrativo, geometri, ingegneri, segretari, indifferenti. La mia domanda è, visto che insomma il lavoro poi a Roma magari può portare in questa direzione, c'è una difficoltà ad accedere, c'è una difficoltà a reperire le persone, c'è una difficoltà a creare dei concorsi, cioè manca personale, mancano i soldi per poter assumere, cioè, dov'è il punto di partenza per il quale non riusciamo come sistema paese ad avere gli organici a regime, secondo lei? Ma allora, so che è una domanda che apre un mare magnum, però allora io mi sono posta questa domanda quando abbiamo cominciato a discutere dei fondi del PNRR. Soprattutto confrontandomi con i sindaci dei comuni minori, cosiddetti comuni minori, che avrebbero un grande bisogno di questi fondi, ma che non hanno la possibilità di accedervi perché non ci sono strutture che possono preparare una documentazione complicata e complessa. Tanto che, mi scusi se la interrompo, mi pare che alcuni comuni dell'ex provincia di Trieste fanno capo al comune di Muggia perché ha quella figura che può fare da... Esattamente, noi già nella scorsa legislatura abbiamo sollevato questo tema e lo abbiamo, noi in regione, non avendo le province, ma essendo una regione insomma tutto sommato non molto estesa, abbiamo provato a dire che ci sarebbe la necessità che i comuni minori avessero accesso proprio per questo motivo, per esempio a un ufficio ad hoc in regione, perché è chiaro che al giorno d'oggi gli uffici tecnici dei comuni, gli amministrativi, ma guardiamo anche nella sanità, la carenza di medici, ora si sta con difficoltà lavorando, ma se noi spingiamo da una parte che verso uno sviluppo della sanità privata, non avremo mai più una sanità pubblica che possa veramente sostenere i bisogni della cittadinanza. A mio modo di vedere, la sanità pubblica come è stata concepita, l'Italia in questo è stata fiore all'occhiello mondiale, perché quando parliamo della sanità e pensiamo all'America, una delle più grandi democrazie al mondo, ma una democrazia che non dà l'opportunità al cittadino di essere curato se non pagando, una democrazia che non dà al cittadino la possibilità di avere una pensione e di vivere una vita dignitosa e decorosa, non è una grande democrazia. Noi siamo una grande democrazia e su questo bisogna lavorare, implementare. Ci sono i fondi del PNRR che vanno usati per questo motivo, a mio modo di vedere, e trovo che siamo stati molto colpiti dalla pandemia.
non pensavamo mai più di avere un supporto dell'Europa, perché l'Europa è importante non solo come entità economica, ma è soprattutto importante, come l'ha detto, l'ho detto più volte. Io ho ascoltato in quella Pasqua disgraziatissima del primo lockdown e il presidente tedesco che ha fatto il messaggio alla nazione e ha detto: ricordatevi bene, se stanno bene i nostri vicini, stiamo bene anche noi. Questo è il punto, noi dobbiamo guardare di stare meglio possibile, l'Europa ci dà questa opportunità, dobbiamo sfruttarla bene e non buttarla al vento. Altra telefonata, poi un'altra domanda per la senatrice. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego, ci dica. Sì. Allora, io avevo parlato con la senatrice l'altra volta che era sveglia a Trieste a riguardo delle 30.000 case occupate che ci sono in Italia, sì, e che nessuno fa niente per evitare questa occupazione. Sì. Volevo sapere se la senatrice l'altra volta mi aveva promesso, cioè promesso nel senso così, che si occupava della faccenda, se aveva fatto qualcosa a riguardo. Okay. Perché 30.000 abitazioni in Italia sono molte, però nessuno se ne occupa, nessuno. Grazie e buongiorno. Grazie. Poi abbiamo visto anche come quando ci sono fatti di cronaca come la scomparsa della bimba e si scopre che c'è questo hotel occupato abusivamente, diciamo, emergono tutte le problematiche molto spesso sopite. Prego. Ci sono problematiche serissime, questa è una piaga molto seria che fa capo a un sistema, diciamo, non controllato di immigrazione, di degrado, di malgestione e qua il problema non è chi se ne prende carico, ma è lo Stato che dovrebbe fare dei passi, anche sollecitato da noi, come stiamo facendo e come abbiamo fatto. Non parlo solo di me, ovviamente, questo è un problema che è trasversale, che riguarda tutte le forze politiche, che appunto, come lei ha detto, il problema emerge quando succede la tragedia. Ma per evitare la tragedia bisognerebbe discuterne. Quando si vedono i servizi televisivi sulle case abusive occupate ci si chiede tante cose. Ci si chiede innanzitutto perché una famiglia, e non parlo solo di immigrati, parlo anche di persone con gravi disagi, cittadini italiani, perché hanno bisogno di fare un'infrazione gravissima per poter avere un tetto sopra la testa. Dove siamo stati? Perché lo Stato è assente in questo tipo di frangenti. Succede in tutto il mondo, io ho frequentato abbastanza la Germania, succede anche in Germania. Questo è un percorso che anche qui dovrebbe essere affrontato, secondo me, come problema europeo, perché siamo in una grande comunità che sempre di più sta cambiando e sempre di più come dire, stanno arrivando nuovi innesti di popolazione che se non daremo un ordine a questo, parlo di ordine europeo perché i singoli stati non bastano, sarà difficile controllare e tenere a bada, assolutamente. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Sono Maurizio. Buongiorno Maurizio, ci dica. Allora, vorrei parlare degli esposti all'amianto, perché io sono un esposto all'amianto, non ho ancora accelerato la malattia, ma per fortuna, però c'è gli ammagliati di amianto acclarati sono la punta dell'iceberg, e poi sono gli esposti all'amianto che non si sa quando e se produrranno il mesotelioma. E volevo dire una cosa, il fatto degli esposti all'amianto, quando gli arrivano a casa la tessera regionale degli esposti all'amianto, non si sa cosa fare, in quanto hai questa tessera e come è successo a me, sono andato al mio medico di base ma non so cosa fare. Dopodiché per caso
ho dovuto rinnovare la tessera sanitaria tempo fa perché per il cambio medico. Sì. Io ho chiesto all'ufficio preposto cosa mi faccio di questa tessera. E infatti devi fare l'esenzione perché è il diritto di una visita di screening all'anno appunto presso la struttura preposta. Okay. Bene, ho incontrato molti dei miei ex colleghi che non lo sapevano, cioè ci sono mezzi di comunicazioni, tutto qua. E poi in subordine, anni fa, ho letto sul Sole 24 Ore, ma parliamo di una decina di anni fa, che praticamente gli sport di amianto potevano fare domanda all'INAIL di un aumento della pensione fino a 700 euro all'anno. Sono andato giù all'INAIL di Trieste, ho presentato la domanda perché mi sono scaricato i moduli da internet, mi hanno detto che Friuli, Venezia e Giulia non erano tra le regioni che potevano avere diritto a questo, quindi c'è un po' di confusione nella gestione dei noi operatori che abbiamo operato con l'amianto. Ok. Bene, tutto qua, è un punto di pensiero, buona giornata. Grazie, quindi c'è anche un caos normativo, diciamo, cioè più che altro viene da capire che chi è interessato è molto disorientato. Grazie molto per questa domanda, è vero. Mi hanno segnalato che appunto nessuno sa di questa possibilità di avere un'esenzione, di avere appunto delle visite di screening che sono necessarie per chi è esposto all'amianto, ed è vero che anche all'INAIL talvolta si tende a tirare il freno a mano, come dire, ecco, per dirla proprio in parole dirette. E questo, io ovviamente non ho verificato in prima persona, però consiglio a tutti veramente di rivolgersi anche a queste associazioni che seguono, e poi è in programma un incontro, dopo vedremo come programmarlo, a Roma con la direzione INAIL proprio per questo problema. Io credo che noi siamo una regione molto colpita, non lo dico io, lo dicono le statistiche, e quindi è necessario avere un'attenzione particolare per questa problematica. Volevo domandarle, visto che il tempo stringe, anche un altro cambio argomento, lo premetto, un altro aspetto. Mi ha stuzzicato quando ha parlato della logistica collegata al porto e alla città di Trieste, anche in virtù della presenza proprio del porto qui a Trieste. Secondo lei il capoluogo è ancora isolato dal resto d'Italia? Perché i lavori della terza corsia qualcosa hanno contribuito ad apportare in termini di comodità viabilistica su gomma, la creazione della fermata, diciamo, del treno con l'aeroporto è stato un vantaggio per un collegamento che possa evitare di muovere la macchina. Rimane però il nodo del percorso ferroviario che Trieste-Venezia continua a essere troppo lento, passa per i paesi, sappiamo che è difficile infrastrutturare il tutto, però la domanda anche per chi come lei fa la spola fra Trieste e Roma, e lo dicono anche molti parlamentari, Trieste è ancora tanto isolata? Non è più tanto isolata, ma è abbastanza isolata, ecco. Non siamo gli unici, perché mi dicono i colleghi che arrivano dalla Liguria, che sono, o per esempio se dalla Valle d'Aosta, anche per certi versi da certe parti del Piemonte, che insomma hanno difficoltà a raggiungere casa, per non parlare delle isole, che lì il discorso si applica in maniera ancora più drammatica. Ma diciamo che io sono contraria al TAV tra Trieste e Venezia per tutta una serie di motivi a cui lei già ha accennato, però è vero che quando abbiamo la Freccia, che non si ferma in tutti i paesi ma che diciamo collega, io prendo spesso il treno per Roma
lo prendo a Trieste Airport perché non c'è difficoltà di parcheggio, alle 7 di mattina, insomma alle 8 e qualcosa sono già a Mestre, poi ovviamente e a Roma a mezzogiorno. Non è male, ma è troppo poco. Non possiamo avere un treno all'andata e un treno al ritorno, perché la gente insomma ha anche bisogno di, come dire, di spostarsi, e soprattutto non è possibile che i biglietti per le Frecce siano a prezzi così alti, perché a volte è più conveniente usare l'aereo che non il treno, e questo mi sembra non giusto, ma soprattutto per chi si sposta, anche per i giovani che hanno certo tariffe agevolate, ma che dovrebbero essere ancora più agevolate per poter dar loro modo di spostarsi anche per motivi di studio, di lavoro o quant'altro. Sull'aeroporto bisogna fare qualcosa di più? C'è un lavoro dietro all'attrattività dei low cost, delle compagnie di bandiera, seppur adesso di bandiera non so quanto, perché insomma gli acquirenti sono... però al di là di tutto rimane un aeroporto che ha un potenziale forse ancora non sfruttato, non decollato, perché mi dicono, ma io non essendo ingegnere ovviamente, mi dicono che non ci sarebbero difficoltà ad aggiungere una pista, perché ovviamente il territorio e lo spazio lo consentirebbero con abbastanza facilità. Insomma, abbiamo la struttura che è splendida dei parcheggi e quant'altro, che è molto usata. C'è appunto la fermata del treno che è determinante, no? Ho letto adesso ci sarà anche un collegamento da Pordenone per l'aeroporto, quindi questo vuol dire che avremo più traffico da Pordenone verso Ronchi che non verso Venezia, per esempio. E a quel punto, se avremmo la possibilità di avere anche più collegamenti nazionali ma anche più collegamenti internazionali, sarebbe una bella possibilità di sviluppo, perché tutta l'area mitteleuropea potrebbe gravitare verso Trieste, se Trieste avesse un aeroporto importante con collegamenti importanti. Dovremmo essere ancora con Gianluca Paladin, sebbene manchino pochi minuti, perché vedo che questa mattina c'è un'iniziativa della Polizia di Stato e quindi eravamo prossimi a raccontarla. Ecco qua, lo vedete proprio lo stand con questa tenda, questo gazebo, proprio per un ufficio mobile che sia utile alla cittadinanza e il modo per poter incontrare proprio i cittadini. Non so se Gianluca Paladin è in ascolto e può darci dei dettagli, altrimenti rimandiamo tutto all'edizione del telegiornale, dove andremo ad approfondire anche questa dinamica. Mi pare di capire che sarà così. Ah no, eccolo qua Gianluca. Chiedo un intervento breve, che siamo quasi in chiusura. Gianluca, di nuovo a te buongiorno. Aspettiamo un attimo, ok, ci siamo. Ve lo dico perché ho l'anteprima, sono un privilegiato in questo. Prego. Si sente, sì. Eccomi qua. Scusate, problemi tecnici. Allora, siamo al punto organizzato dalla Polizia di Stato per la donazione del sangue. Stiamo aspettando in realtà l'arrivo del questore di Trieste, il sindaco di Piazza, per fargli commentare alcune situazioni. Dall'incendio invece non abbiamo ulteriori aggiornamenti rispetto a quello già raccontato ovviamente nelle scorse ore, ma insomma l'abbiamo mostrato in diretta. È stato davvero un momento molto drammatico. Bernardo, invito tutti a seguire il telegiornale delle 13:20 di Tele4 per tutti i completi aggiornamenti. So che stai chiudendo, quindi ti ringrazio e saluto te, i telespettatori, la tua ospite, e ti restituisco la linea. Bene, dopo, come detto, daremo spazio anche alla camper con la donazione del sangue. È sempre importante queste campagne, senatrice, è importante nel territorio, come ci sia esigenza anche proprio di determinate tipologie di sangue in giro per l'Italia. Gorizia Nuova Gorizia in un minuto sarà un momento di svolta probabilmente per questo territorio transfrontaliero.
che ha tanti significati alle sue spalle. L'evento di per sé è importante, ma è il messaggio che lancia forse che deve essere quello duraturo nel tempo. Assolutamente, il messaggio ripreso dal Presidente Mattarella qualche anno fa, esatto, per l'assegnazione, ma anche durante la visita e gli auguri di fine anno, è stato quello di sottolineare che la pacificazione in questo territorio rappresenta una visione di futuro che è un futuro europeo. Quando si parla di Trieste o Gorizia, città di confine, io mi irrigidisco un po', perché noi siamo il centro dell'Europa, non siamo più al confine. Ora bisogna ragionare in quest'ottica, e questa sarà l'ottica del futuro e dello sviluppo di questo territorio, che può avere davvero, come abbiamo accennato anche oggi, delle prospettive straordinarie. Grazie alla senatrice Tatiana Rojc per essere stata con noi in Quota Partito Democratico, buona giornata. Grazie a voi davvero. Buona giornata e buon lavoro alla senatrice, noi ci fermiamo, tutti gli aggiornamenti nelle edizioni del telegiornale. Arrivederci, buona giornata.